Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo sabato 8 gennaio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Partiamo ovviamente dal dato di giornata, dal dato del contagio in Veneto. Lo possiamo vedere dalla tabella diffusa pochi minuti fa dalla Regione del Veneto con azienda 0, 21.056 i nuovi casi di positività nelle 24 ore. Di fatto la Regione segna un nuovo record per quanto riguarda il contagio, con le due province più interessate che sono ancora una volta quella di Treviso e quella di Verona. Treviso con 4.158 nuovi casi nelle 24 ore, Verona con 4.200 nuovi casi, ma sono tanti anche nelle province più piccole. A Rovigo si segna un picco 1164 a fronte di una popolazione che è circa un quarto di quella veronese o trevigiana. Lo stesso per Belluno, 762 nuovi casi, e fa riflettere, preoccupa anche il dato dei decessi. Ce ne sono stati 21 attribuibili al Covid sempre nelle 24 ore. I dati ospedalieri, sappiamo che i dati ospedalieri sono quelli fondamentali, danno anche il colore alla regione, colore del Veneto che rimane giallo. Sono 1518 i posti letto occupati in area non critica, 209 in terapia intensiva. Di fatto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso siamo davanti a un triplo del contagio, ma alla metà delle ospedalizzazioni. Questo il quadro in generale. A livello nazionale ovviamente il contagio dilaga un po' in tutte le regioni, e io partirei proprio con le dichiarazioni rilasciate ieri sera a margine del CTS da parte di Giovanni Rezza del Ministero della Salute. L'incidenza è a 1700 su 100.000 abitanti, questo a livello nazionale. Bisogna rallentare la variante Omicron, così Giovanni Rezza. Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese e l'incidenza di casi di Covid-19 raggiunge ormai 1700 per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra una tendenza alla crescita, siamo intorno a 1,43, quindi ben al di sopra dell'unità, e addirittura l'RT ospedaliero è intorno a 1,3. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 21,6 e al 15,4%, quindi ben al di sopra della prima soglia di criticità. Questi dati mostrano che Omicron, sebbene in parte meno virulenta, è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa. Per questo motivo è necessario mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto affidarsi alla dose di richiamo di vaccino per prevenire le forme più gravi di malattia. Ecco, molto significative le parole utilizzate da Giovanni Rezza sulla falsariga. Anche Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha parlato di un drastico peggioramento dell'epidemia. Bisogna invertire la tendenza, c'è un aumento dei casi e anche delle ospedalizzazioni. Ovviamente è un dato proporzionale, dice Brusaferro, ma per fare il punto proprio sulla situazione veneta e non solo siamo collegati con il nostro esperto di fiducia. Buongiorno al professor Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico dell'Università di Verona. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ecco, quanto dobbiamo preoccuparci? Perché di fatto gli esperti del CTS, del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità stanno lanciando in queste ore dei moniti molto pesanti. Parlano di un gennaio molto difficile, addirittura catastrofico.
Sì, io non credo che gennaio sarà catastrofico, sinceramente. Credo piuttosto che dovremo restare molto concentrati sulle solite misure. Non abbiamo ancora certezza dell'impatto che avrà Omicron, però il fenomeno è in crescita. Dal punto di vista statistico, diciamo, i dati delle ospedalizzazioni è vero che stanno crescendo, ma stanno crescendo proporzionalmente di meno rispetto a quello a cui eravamo abituati. Questo non vuol dire che dobbiamo allentare la guardia, ma vuol dire che dobbiamo iniziare a pensare a questo virus in modo leggermente diverso, e quindi anche le strategie devono assolutamente essere riviste. Cioè, di fatto, professore, leggo dalle sue parole che dobbiamo superare anche nell'approccio la fase dell'emergenza. Siamo già di fronte a quella che si può chiamare endemizzazione. Guardi, è un mese impegnativo questo di gennaio che ci aspetta, perché ci dirà cosa è successo durante le vacanze e ci dirà cosa succederà alla riapertura delle scuole. Però è un mese impegnativo anche dal punto di vista politico, aspetto nel quale esperto, ma dobbiamo da un lato continuare a trattare il virus, perché come siamo abituati, perché la Delta è ancora presente. Dall'altro ci dobbiamo rendere conto che nelle prossime settimane Omicron sostituirà la Delta. Non abbiamo ancora dati certi con riguardo alla Omicron, ma pare che l'impatto di questa possa essere decisamente diverso rispetto alle varianti precedenti, e quindi fondamentalmente dovremmo interrogarci verso fine mese su cosa significhi essere positivo e cosa significhi invece essere malato di Covid-19. E quindi è possibile una raffreddorizzazione? Si utilizza spesso questo termine ultimamente. Dobbiamo essere sempre molto cauti con le previsioni in questo periodo, perché quello che io le posso dire è che i modelli statistici forniscono previsioni che sono molto variabili, e quindi ogni scenario in questo momento è davvero possibile, quindi non ci si può sbilanciare a dire cosa succederà addirittura anche fra 2 o 3 settimane. I primi segnali che arrivano vanno nella direzione in cui dice lei, però io attenderei con un po' di buonsenso i risultati delle prossime settimane. E anche perché proprio c'è questo combinato disposto, come diceva lei, professore, fra variante Delta, che comunque non ci ha lasciati, e questa Omicron, che è ancora tutta da valutare nel dettaglio. Senta, professore, prima di passare alle sue slide, vorrei farle una domanda sul rientro a scuola di lunedì. Tutti ne stanno parlando e sarà uno dei fili conduttori anche della diretta di oggi. DAD o non DAD? Questo è un po' il dilemma. Lei come la vede? Ci dobbiamo preoccupare? Se fosse per lei le scuole dovrebbero rimanere chiuse? Qual è la sua posizione? Guardi, per quanto riguarda le scuole la situazione è molto chiara. Le scuole sono un punto di aggregazione. Abbiamo imparato che dentro le scuole le regole sono chiare agli studenti, ai docenti e al personale non docente, e abbiamo visto che l'ambiente scuola è in grado anche di tenere, se pensiamo al numero di persone che sono presenti contemporaneamente. Ma c'è un problema prima della scuola, c'è un problema dopo della scuola, in cui abbiamo visto che invece le regole non sono così ferree. Ora, tenere chiuse le scuole per non far nulla non serve a niente, non servirebbe a nulla. Se invece, non so, mi dicessero teniamo chiuse le scuole per 3 settimane perché vogliamo vaccinare tutti gli studenti in tempo record, allora questa potrebbe essere una misura di rilievo. Ecco, quindi diciamo lei non è per la chiusura tout court sostanzialmente, è per la DAD tout court? Assolutamente, non serve a nulla, serve solo, non possiamo tenere i nostri ragazzi in DAD per i prossimi 3-4 anni, per cui noi dobbiamo eventualmente risolvere il problema fin tanto che li teniamo in DAD, e dopo, viva Dio, devono ritornare alla loro socializzazione.
Anche perché quanto rischiano, le ho fatto spesso questa domanda professore, i ragazzini, i bambini? Beh, rischiano tanto quanto gli adulti. Abbiamo visto che in misura proporzionalmente inferiore, però è dato di questi ultimi mesi, che subito sembrava che i ragazzini o i bambini non si infettassero. Basta guardare le cronache nazionali e scopriamo subito da qualche mese che ciò non è vero. E poi abbiamo sempre detto che pochi, per fortuna, ma dei bambini e ragazzini sono morti, sono finiti in terapia intensiva e anche hanno problemi, diciamo, di long covid o di malattia sistemica infiammatoria. E quindi non è vero che questo virus non fa danni nei bambini. Tra l'altro proprio ieri si sono svolti al Lido di Venezia i funerali della piccola di 3 anni morta a causa della Covid, affetta da un quadro pluripatologico, ma la stessa Liviana D'Adalta, pediatra e direttrice dell'ospedale della donna e del bambino di Padova, ha detto chiaramente che il Covid è stata la causa principale che ha portato al decesso della bambina di 3 anni. Questo per dovere di cronaca e anche di chiarezza. Senta professore, prima di passare alle slide le faccio però un'altra domanda che affonda anche nel dibattito politico. C'è adesso questo obbligo vaccinale per gli over 50, cui è collegato una sanzione dai più definita ridicola di 100 euro per chi non fa il vaccino. Lei come la vede? Beh, la vedo che in buona sostanza dà l'opportunità di comprarsi la possibilità di non vaccinarsi e al di là di questa ammenda, insomma, che veramente è incredibile, la platea a cui si rivolge questo obbligo è una platea piuttosto ridotta, si parla di circa 1.200.000 persone, di cui circa tra 400.000 probabilmente sono già esentate dal vaccino per altri problemi di salute. Quindi è una misura molto, molto light e non so che impatto potrà avere sulla diffusione del virus. Quindi lei, diciamo, lo è sempre stato, ma immagino lo sia di più ora, a favore di un obbligo vaccinale esteso. Ma se si vuole pensare a una misura risolutiva, certamente è questa, ma è questa, attenzione, non tanto per pensare di solo risolvere il problema a livello sociale. Oggi, poi lo vedremo dalle slide, oggi e sempre più nelle settimane e nei mesi a venire, il SARS-CoV-2 è un problema per chi non ancora si è potuto o non ha voluto vaccinarsi. Per cui il richiamo deve essere molto chiaro e molto forte. Attenzione, perché oggi in ospedale, nelle terapie intensive e in capo alla mortalità registriamo una stragrande maggioranza di soggetti che non sono vaccinati. Quindi il mio appello vuole essere forte e chiaro a salvaguardia della salute di queste persone. Professore, veniamo alle slide. La prima, da uno scenario perlomeno europeo del contagio. Cominciamo da qui. Sì, qui questa slide ci fa capire come le misure restrittive possano funzionare. Tutti i paesi europei che sono, unito UK, che sono in forte crescita, sono quei paesi in cui non si sono adottate pesanti misure di restrizione. Germania ed Austria invece, che rispettivamente hanno limitato la circolazione, Germania ai non vaccinati e l'Austria invece che ha introdotto l'obbligo vaccinale ma con sanzioni decisamente più pesanti, hanno visto una immediata riduzione dei casi. Questo ci conferma che se noi facessimo veramente attenzione, applicassimo le regole
di base che abbiamo scoperto una ventina di mesi fa, il distanziamento, la mascherina, la detersione, comunque possiamo tenere il virus sotto controllo. Se a queste misure aggiungiamo la misura del vaccino, quelle curve in tinta rossa ci fanno capire quali sono i risultati che si possono raggiungere e in tempo anche molto breve. Quindi con misure più restrittive delle attuali, sostanzialmente, per parlarci in maniera chiara, professore. Per forza, cioè se non vogliamo vaccinarci dobbiamo utilizzare misure restrittive. La somma dei due fattori fa accelerare i tempi, ma tutte e due le misure sono efficaci. L'abbiamo visto quando non avevamo il vaccino, fondamentalmente quando ci siamo distanziati in maniera drastica, cosa che non possiamo più fare ovviamente, il vaccino siamo riusciti a contenerlo. Quindi le nuove decisioni sul Green Pass base per andare dal parrucchiere, per entrare nei negozi, in banca e così via, è una misura utile? Lo sapremo a breve se sarà una misura utile. Non so quanto possa incidere in maniera così pesante. Situazione italiana, professore. La situazione italiana è una situazione in evoluzione, è chiaro che nel grafico in alto che sta a indicare i casi che vengono registrati quotidianamente, vediamo la forte impennata. Questa forte impennata è certamente dovuto all'ingresso di Omicron, ma attenzione perché Omicron non è ancora responsabile di tutta questa crescita, probabilmente vedremo crescere ancora di più questa curva, quindi il virus nella sua variante Delta è ancora presente, è ancora molto attivo. Risente anche la mortalità, però per fortuna ne risente a livelli molto più contenuti rispetto ai livelli registrati nelle ondate precedenti. Tanto è vero che oggi registriamo una mortalità attorno allo 0,3% e in precedenza invece era il 3%. Quindi il vaccino ci ha dato questa grande chance di poter far calare la mortalità di ben 10 volte. Ecco, ci spiega anche questa slide, professore, per fasce d'età, se non sbaglio. Sì, questa slide per fascia di età mette in evidenza la fascia 5-11 ed è quello che dicevamo prima. Vedete, prima il virus non aggrediva i bambini perché la linea azzurra è sempre piatta sullo 0. A un certo punto la popolazione vaccinata adulta è cominciata ad essere in una quota talmente alta che il virus, ovviamente, che stupido non è, ha cominciato ad aggredire la fascia di popolazione che non era vaccinata e quindi da un certo momento in poi vedete questa grande crescita. In grigio ci sono tutte le altre fasce di età, registriamo anche lì una crescita ma proporzionalmente inferiore rispetto a questa fascia di età. Ecco che evidentemente noi dobbiamo sempre richiamare alla salvaguardia anche dei più piccolini e per i genitori che sono convinti portarli alla vaccinazione quanto prima possibile. Ecco, quindi diciamo a conferma del fatto che questa quarta ondata riguarda la fascia pediatrica più da vicino che le precedenti ondate. Certo, poi più in generale riguarda i non vaccinati. Ecco. Vero anche questo. Ecco, un'altra slide, questa che mette in confronto nuovi casi, ospedalizzazioni, terapie intensive e morte. Molto significativa questa slide, professore. Questa slide è importantissima perché ci fa vedere i 4 scenari fondamentali che noi analizziamo relativamente al virus e alla malattia Covid-19 e con la linea rossa è indicata l'incidenza dei non vaccinati e con la linea verde invece l'incidenza dei vaccinati. Vedete la grande differenza che c'è sempre tra le curve. Non è vero che i non vaccinati non si infettano di più dei vaccinati, lo vediamo nel riquadro in alto a sinistra, i nuovi casi, e la probabilità di contrarre il virus per un non vaccinato è 3,5 volte superiore
rispetto al vaccinato. La stessa cosa dicasi per l'ospedalizzazione, in cui il rapporto però è di 7 volte, quindi la probabilità di un non vaccinato di finire in ospedale è 7 volte maggiore rispetto al vaccinato. E similmente, con una ingravescenza della situazione, è l'accesso alla terapia intensiva, cioè il non vaccinato rischia la terapia intensiva 13,5 volte di più rispetto al vaccinato, e così anche con la mortalità, sono 5,5 le volte in più che il non vaccinato ha di morire rispetto al vaccinato. Questo non si vuole, come dire, colpevolizzare i non vaccinati, però i non vaccinati vedano a questi dati che sono puri e non sono maneggiati, e lì trovano il motivo per cui io insisto tanto sulla vaccinazione, che ha certamente un risvolto di popolazione, di sanità pubblica, ma soprattutto è a protezione del singolo individuo. Oggi più di ieri. Oggi più di ieri, e ce lo dice anche il raffronto con il 2020, professore. Eccolo qua. Certamente, perché abbiamo detto ma succede solo in Italia questa cosa? No, succede in tutto il mondo, ma abbiamo preso alcuni paesi ad esempio, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Italia hanno tassi di vaccinazione decisamente importanti, il Portogallo in modo particolare, e poi abbiamo preso uno dei tanti paesi che ha invece un tasso di vaccinazione sotto il 50%, che è la Romania. E noi abbiamo visto che in tutti quei paesi in cui il tasso di vaccinazione corre speditamente, la letalità è decisamente diminuita, 1/3, 1/4, 1/10. Invece nei paesi in cui la vaccinazione va più a rilento, la letalità tende addirittura ad aumentare, e la letalità è il numero di morti che registriamo relativamente al numero di infetti che sono presenti in quel paese. Quindi questo è un altro segnale dell'aiuto che ci sta dando il vaccino. Professore, la porto adesso a Padova per la cronaca, ma è una cronaca che ovviamente ha molto a che fare con il periodo storico che stiamo vivendo, perché proseguono le analisi sul proiettile, la lettera di minacce inviate alla professoressa Antonella Viola, che verrà sentita in procura appena rientrerà nella città del Santo. Tutti gli aggiornamenti dalla nostra redazione di Padova. Un proiettile calibro 22 usato per il tiro sportivo o per insegnare a sparare. Proseguono le indagini dei carabinieri del RIS di Parma sulla lettera di minacce inviata alla professoressa Antonella Viola e recapitata nella sede della Fondazione Città della Speranza, istituto di ricerca padovano di cui l'immunologa è direttore scientifico. Un proiettile di piccolo calibro in grado di fare molto male, ma anche di uccidere, se sparato, con precisione. Un proiettile che può essere acquistato solo da chi ha un porto d'armi e, se fosse già stato utilizzato, potrebbe portare anche al proprietario. Si concentrano qui le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando anche la lettera di minacce. 7 righe scritte con una macchina da scrivere vecchio modello, difficile da trovare in commercio. Nella lettera si chiede con tono minaccioso alla professoressa di smettere di sostenere la vaccinazione anti-Covid pediatrica o verrà colpita lei e la sua famiglia. La dottoressa Viola sarà sentita in procura non appena rientrerà a Padova dal suo periodo di vacanze all'estero con la famiglia. Il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha ribadito che alla scienziata sarà garantita una scorta 24 ore su 24 e che saranno sorvegliati i luoghi che lei frequenta abitualmente. Professore, qual è la sua reazione di fronte a queste minacce e perché siamo arrivati a tanto? Ma guardi, io resto sgomento di fronte a questa notizia, non sono aggiornato sulle dichiarazioni che ha fatto la professoressa Viola ultimamente, ma ho avuto modo di seguirla. Mi sembra che le dichiarazioni della professoressa appoggino sempre su evidenza scientifica. Direi anche che insieme alla professoressa Viola allora dovremmo mettere sotto scorta tutti i pediatri italiani, tutte le associazioni pediatriche che stanno sostenendo la vaccinazione per i più piccolini proprio a garanzia degli stessi, cioè per non far correre loro
dei rischi, credo che altri commenti siano superflui. E senta, professore, le faccio una domanda un po' personale. Lei è in prima linea da sempre, dall'inizio di questa pandemia. Ha ricevuto, le faccio la domanda diretta, minacce o messaggi poco edificanti? Mettiamola così. Mai. Quindi diciamo che non ha mai avuto questo genere di problemi. Io credo che si tratti di un caso isolato, adesso faranno le indagini le persone preposte, però insomma cercherei di circoscrivere la questione, perché come ho detto poco fa, con riguardo al vaccino in generale e al vaccino in più piccoli si sono espresse le comunità scientifiche di tutto il mondo, e in Italia sono gli stessi pediatri, tutti i pediatri a consigliare il vaccino per i più piccoli, evidentemente fatta eccezione per i casi di pochi, per fortuna, di quei bambini che non godano di buona salute. Quindi diciamo c'è poco da discutere. Ultimissima domanda, professore. Adesso veniamo al dunque. Il nocciolo degli irriducibili diventa sempre più duro da scalfire. Che argomentazioni possono essere utilizzate a questo punto? Visto che c'è anche quella sanzione da 100 euro che sembra non essere un grande deterrente. Nessuna argomentazione possiamo utilizzare su chi non è convinto relativamente al vaccino. Per chi invece avesse ancora qualche titubanza o qualche paura o abbia qualche riserva nei riguardi dei vaccini ad mRNA, sappiamo che sta arrivando Novavax, che potrebbe dare l'opportunità di fare il vaccino a chi non ha fiducia nel vaccino ad mRNA. La questione importantissima è che comunque le cure vanno garantite a tutte le persone vaccinate e non vaccinate, quindi i non vaccinati saranno curati dai nostri bravissimi medici allo stesso modo, e ci mancherebbe altro, dalle persone invece che si vaccinano. La speranza è che ci sia ancora la possibilità di aprire una platea di nuovi vaccini a persone, in modo tale di mettere a garanzia definitivamente sia le persone che non possono vaccinarsi, sia le persone poche che non vogliono vaccinarsi, perché se dovessimo, tra la diffusione del virus e la diffusione della vaccinazione, raggiungere finalmente questo 95-96% della popolazione protetta, questo 95-96% della popolazione protetta proteggerà chi non vuole o chi non può vaccinarsi. Professore, chiarissimo come sempre, grazie per questo approfondimento. A presto. Arrivederci e buon lavoro quindi al professor Massimo Guerriero, che resta il nostro punto di riferimento in questa ormai lunga fase pandemica. So che sono già collegati, anzi li vedo, li saluto fin da ora, li saluto e li ringrazio, grazie a Michela Morutto e al piccolo tra virgolette Mattia. La loro è una storia che ha fatto il giro d'Italia e ve la racconteremo fra poco dopo la pubblicità. A dopo. Rientriamo quindi in studio per continuare a raccontarvi questa giornata a nord-est. Siamo partiti dai numeri della pandemia, un nuovo record sul fronte del contagio, oltre 20.000 nuovi casi nelle 24 ore in Veneto, una pressione ospedaliera che sale gradualmente, ma il Veneto resta comunque in zona gialla. La situazione quindi tutto sommato possiamo definirla sotto controllo dal punto di vista perlomeno sanitario, anche se gli sforzi degli operatori sono veramente giganteschi. Tra l'altro si apre una nuova fase, domenica ci sarà un Vax Day per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e poi
ancora l'accesso libero per gli over 50 dopo appunto l'obbligo vaccinale sancito dal governo tra l'altro che lunedì esporrà le nuove linee guida e darà anche nuove indicazioni. È stata infatti confermata la notizia di stampa di una conferenza stampa del Premier Draghi proprio nella giornata di lunedì, ma fortunatamente ci sono anche delle storie che danno speranza, seppure nascano da situazioni di estrema difficoltà. È una storia che ha fatto commuovere ma soprattutto riflettere il Veneto e tutta Italia, è quella di Michela Morutto e della sua famiglia. Buongiorno Michela. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti. Allora, Michela si trova con il piccolo, tra virgolette, dicevo prima piccolo, Mattia, che è diventato alfiere della Repubblica, quindi complimenti Mattia innanzitutto. Grazie. Perché Mattia è diventato alfiere della Repubblica? Perché si è preso cura del papà Paolo, malato da tempo di Alzheimer giovanile. Michela, ecco, partiamo da questo riconoscimento che è avvenuto poco prima di Natale. Voi siete stati al Quirinale e avete visto Mattarella. Sì, il 14 dicembre esattamente siamo partiti per ritirare il premio che hanno conferito a Mattia e quindi ci siamo concessi una giornata romana toccata e fuga, una giornata veramente molto emozionante, eravamo tutti e due molto tesi ed è stata una cosa veramente molto importante che ci ha dato una grande gioia. Ecco, io farei un passo indietro se lei è d'accordo, Michela, perché lei in questi anni si è battuta come una leonessa per chiedere il riconoscimento della malattia di suo marito, ma soprattutto il fatto di essere in qualche modo sostenuta in un percorso non facile proprio per la sua famiglia. Allora farei un passo indietro e riproporrei un servizio che avevamo realizzato 2 anni fa circa, era l'autunno del 2019, lei venne qui in redazione con suo marito Paolo e Paolo ci rilasciò questa intervista. Un senso di essere non più quello che ero prima e mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno e ho sempre paura comunque di non essere a livello, a stare vivo, ecco. Quello di Paolo è un tormento che lo assale nei momenti di lucidità, quando la malattia gli dà tregua. Ha 48 anni, già da 5 soffre di una grave forma di Alzheimer giovanile. Le iniziali perdite di memoria sono divenute voragini, tanto da dimenticarsi talvolta pure dei figli di 6 e 10 anni. Sequenze che Paolo ha vissuto da bambino. Suo padre cominciò a soffrire di demenza quando di anni ne aveva 8, un copione esistenziale che si ripete. A sostenerlo la moglie Michela, che per seguirlo 24 ore su 24 ha lasciato il suo lavoro da segretaria, ma Michela è una guerriera, da mesi ha voluto rendere nota la sua storia e denunciare che di Alzheimer giovanile si parla ancora troppo poco. Michela vorrebbe solo una vita il più possibile normale, tornare al lavoro. Chiedo che ci sia un po' più di visibilità anche per i giovani, che ci siano dei centri dedicati soprattutto anche a loro per stimolarli, per non fare in modo che le famiglie non debbano affrontare viaggi ed esborsi economici non indifferenti per portare i loro cari ad avere qualche sostegno in più. Ma quella tra Paolo e Michela è soprattutto una grande storia d'amore. Lo devo a Paolo, lo devo al suo altruismo, alla sua bontà d'animo. Cosa vorrebbe dire, cosa si sente di dire ai suoi figli e a sua moglie? Che mi dispiace di essere così, speravo una vita diversa per tutta la famiglia, perché mi fa male vedere che non riesco più a essere in bolla, libero di vivere la mia famiglia e stare insieme.
Ecco, così si esprimeva Paolo Piccoli 2 anni fa circa ai nostri microfoni. Michela, oggi come sta Paolo? Mio marito attualmente è ospite presso una struttura residenziale, diciamo che con l'avvento del lockdown è scivolato nella malattia sempre di più e quindi vive molto spesso in un mondo tutto suo, però è sereno, quando sta con noi è veramente molto sereno, quindi questa è una cosa che ci dà grande forza anche se è dura non averlo a casa con noi. Ogni tanto riuscite a portarlo a casa? Riuscivamo perché siamo riusciti a festeggiare i suoi 50 anni qui a casa e per qualche ora noi lo portavamo a casa, quindi sempre sotto osservazione perché insomma ha sempre ovviamente delle grandi difficoltà, però poi con l'aumentare dei casi questo non è più stato possibile e a tutt'oggi possiamo andare a trovare solo una persona una volta a settimana e il nostro bimbo più piccolo non lo può più vedere, non lo vede da un mesetto circa e questo è veramente drammatico. E sono state, immagino, anche delle festività abbastanza tristi, quindi da questo punto di vista. Sì, assolutamente, perché ai bambini mancava il papà e anche solo il fatto di averlo portato a casa diverse volte fra ottobre e novembre, per noi c'era un supporto in più, insomma, quindi stavamo bene. E in tutto questo i suoi figli, Michela, hanno dimostrato la sua stessa forza, il suo stesso coraggio, al di là di qualsiasi tipo di retorica. Mattia, che cosa tu ti sei preso cura di tuo papà e perché lo hai fatto? Beh, mi sono preso cura di lui perché mi sembrava giusto, perché quelle cose che lui avrebbe fatto per me se fosse stato bene, io adesso avrei dovuto farle per lui. Quindi diciamo non ti sei mai sentito solo da questo punto di vista? No, no. E che cosa dici al tuo papà quando vi trovate, quando lo vedi, quando vai a trovarlo? Beh, ci raccontiamo un po' come va la giornata, lui dice sempre che ci vuole bene, che vorrebbe essere a casa con noi e fa male vederlo lì, però Mattia, diciamo, c'è sempre tanto affetto, quindi il tuo rapporto con tuo papà, diciamo così, te lo tieni stretto, ti sta a cuore. tanto, molto. E Michela, come ha spiegato ai suoi figli la malattia di suo marito? Lo hanno capito da soli? Lei li ha accompagnati in un percorso? Come si è comportata? Sì, i bambini avevano iniziato a vedere magari queste difficoltà del papà che non si ricordava più le cose, che inventava scuse su scuse, che non riusciva più a giocare con loro proprio perché non sapeva a volte come fare, o anche semplicemente quando giocavano a carte vedevano che il papà, non so, faceva delle cose non corrette nel gioco, qualsiasi tipologia. E quindi diciamo che inizialmente li ho presi un po' per mano e uno in un modo, uno in un altro, ovviamente perché avendo età differenti ho iniziato un po' a raccontare di cosa soffriva il papà, che c'erano queste problematiche ma che nonostante tutto il papà, anche se non stava bene, gli avrebbe sempre voluto lo stesso identico bene di prima, quindi il papà stava avendo un problema di difficoltà, però i suoi figli erano sempre nel suo cuore, insomma. Sì. Quindi che, diciamo così, l'amore non è mai venuto meno, nemmeno di fronte alla malattia?
No, assolutamente no, anche perché per le persone ammalate di demenza l'amore diventa la cosa principale, la cosa che li fa stare a galla, quindi io credo che se Paolo riesce comunque ad avere un percorso sereno in struttura, nonostante ovviamente sia sempre nel suo mondo, lo può fare perché è supportato da noi, dai suoi figli e da me stessa. Allora, collegato con noi c'è Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, che circa un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, era stato qui ospite con noi in trasmissione. Fabio Marin è sindaco sì di San Zenone degli Ezzelini, ma è anche un creativo, è sceneggiatore, appassionato di cinema e quant'altro, e ha dedicato alla sua mamma Gilda un cortometraggio che stava avendo tra l'altro un grosso successo non solo a livello nazionale, sta ottenendo numerosi riconoscimenti. Un film dedicato alla mamma che non c'è più e che soffriva di Alzheimer giovanile. Sindaco, buongiorno. Che cosa si sente di dire a questa famiglia, a Michela e soprattutto a Mattia? Lei un po' si rivede in questo bambino? Molto. Intanto buongiorno e davvero invio un grande abbraccio a loro due, intanto alla famiglia di Paolo che sono collegati oggi con noi. Cosa mi sento di dire? Mi sento di dire che bisogna parlarne ed è questo che stiamo facendo e sono davvero contento di questo, perché come hai accennato abbiamo presentato il cortometraggio che ho fatto sulla storia di mia mamma, che a 52 anni ha iniziato il suo purtroppo percorso con la malattia, e questo cortometraggio è fatto proprio per parlarne, perché si parla ancora troppo poco di Alzheimer giovanile, si parla ancora troppo poco dei bisogni che le famiglie come le nostre hanno e che però oggi vediamo anche dalla loro dimostrazione. Siamo delle famiglie forti che grazie all'amore, come si diceva, non si fermano, non si arrendono e cercano di lottare, perché questo bisogna fare purtroppo. Se pensiamo anche al fatto che in questo periodo purtroppo i servizi sono sospesi a causa del Covid, i servizi anche a favore delle famiglie e degli ammalati di Alzheimer, come anche purtroppo di altre malattie. Quindi davvero bisogna battere il pugno e parlarne e non smettere di parlarne, perché è un sostegno che va dato assolutamente alle famiglie e a chi ha bisogno. È una storia, quella di Michela, di Mattia, di Paolo, dell'altro figlio, è una storia di amore e di dignità. Lei, quando è stato qui nostro ospite, su questi concetti, Sindaco, si è concentrato parecchio. Sì, perché a parte il discorso dell'amore, no, che è sempre il discorso anche più bello e quello che colora il tutto, colora queste situazioni che sono davvero, davvero drammatiche. Però come raccontavo, il fatto che mia mamma, quando le chiedevo, magari dopo un po' di volte, se mi voleva bene, ancora mi rispondeva sì, era una cosa che ti faceva andare avanti. Però la dignità penso sia uno degli aspetti più importanti, che bisogna dare dignità al malato. Molte volte noi ci siamo trovati in difficoltà anche a confronto con le istituzioni. Per fortuna ci sono anche delle associazioni e logicamente delle istituzioni che riescono a stare al passo con i tempi e al passo su come procede la malattia nella persona e nella famiglia, e quindi diciamo che in certi aspetti ci siamo anche trovati bene. Ma in molti abbiamo avuto difficoltà, ci siamo trovati di fronte a difficoltà che non davano appunto dignità alla persona ammalata, in quel caso a mia mamma. Ed è anche su questo che bisogna lottare, per avere dei servizi sempre più efficienti a favore di tutti, insomma. E lei, Michela, senza dubbio ha lottato in questi anni, ha lottato tantissimo. Le chiedo, le istituzioni alla fine l'hanno ascoltata? Allora, innanzitutto saluto il sindaco Fabio, lo conosco perché abbiamo una grande amica comune che
che ci dà ci dà manforte, la cara Renza. E le istituzioni, viene da dire queste sconosciute, perché bisogna sempre andare a bussare, a chiedere a volte l'elemosina, e purtroppo qualcosa si muove, ma si muove sempre troppo poco, perché per quanto l'Alzheimer sia una malattia devastante a qualsiasi età, nel caso, e qui il sindaco potrà ovviamente darmi ragione, di patologie così giovanili è assolutamente devastante, perché ci sono ancora ragazzi giovani, figli giovani da crescere, magari dei mutui, le rate della macchina, e soprattutto si va a lavorare, perché io mi sono presa dell'aspettativa per seguire mio marito in un periodo delicato di trasloco di casa. Però ovviamente sono rientrata dopo 20 mesi in cui ho perso professionalità, in cui ovviamente mi sono sobbarcata il peso di gestirlo dalla A alla Z, e questo non va bene. Fra l'altro le istituzioni ci danno le famose pacche sulle spalle, anche la medaglia che ha preso Mattia, l'attestato di alfiere, va più che bene, per carità, però c'è bisogno di capire che le famiglie giovani, figli come i miei da crescere, hanno bisogno di un sostegno extra. Diciamo, bisognerebbe andare oltre la retorica, lei dice giustamente, Michela. Sì, assolutamente sì, perché poi, come accennava anche il sindaco, le demenze, le malattie neurodegenerative tendenzialmente sono trattate come malattie di serie B, perché anche solo avere la diagnosi bisogna correre da un ospedale all'altro. Per avere gli aiuti previdenziali Dio ce ne scampi, perché mio marito era giovane, quindi facevamo le corse su e giù con certificati, voglio dire, dove altre malattie magari, come purtroppo ti viene fatta la diagnosi, hai tutto sotto mano. E io tante volte dico che avrei preferito che mio marito si ammalasse di un tumore, non perché è una malattia migliore, ma perché avremmo avuto innanzitutto una soluzione in più di poter vincere, e anche magari gli aiuti del caso subito, non dopo anni. Ecco, diciamo che in questo periodo, no, in questi 2 anni abbiamo parlato spesso di nemico invisibile, riferendoci al virus, no, al Covid-19. Anche l'Alzheimer giovanile, l'Alzheimer è un nemico invisibile, quindi lascia spesso spiazzati. È così, Michela? Assolutamente sì, perché colpisce non solo la persona che è malata, ma tutto l'intero nucleo familiare che lo assiste, perché è una malattia che non lascia tregua, e come noi caregiver, i cosiddetti curacari, chi si prende cura, voglio dire, siamo assorbiti e precipitiamo in questo baratro, in queste battaglie già perse in partenza. Mattia, vengo da te. Come hai spiegato ai tuoi compagni di scuola il fatto di aver incontrato il Presidente della Repubblica? Io gliel'avevo già spiegato prima che dovevo andare, però loro mi dicevano più che altro meglio per te che salto un giorno di scuola. Quindi loro hanno guardato questo aspetto, diciamo. E cosa ti ha detto Mattarella? Ce lo puoi raccontare? Mattarella, quando sono andato a ritirare il premio, mi ha detto complimenti. E tu gli hai detto qualcosa in particolare, Mattia, o eri emozionato e quindi non hai parlato? Come ti sei comportato? Gli ho detto che dedicavo il premio a mio papà. Poche parole ma molto significative. E senta, sindaco Marinna, che cosa si sente di dire a questo piccolo, tra virgolette, ma già grande uomo? Quando parlo della storia di mia mamma dico sempre che mio papà lo chiamo eroe, perché è principalmente lui che per 10 anni, poi assieme a mia sorella, ha seguito in particolare mia mamma. Io diciamo la seguivo più dal punto di vista burocratico, per le visite, per andare negli ospedali, con la Renza che è stata nominata prima per cercare, appunto, grazie ai CRIC e lo ricordo al dottor Gabelli, di avere e di fare le cure giuste e anche le stimolazioni cerebrali giuste per mia mamma, però non ho avuto il coraggio
che ha avuto Mattia, e per questo Mattia è un eroe, perché io da subito l'ho affrontata male, diciamo, la malattia di mia mamma. Ero più grandicello magari, e diciamo che i bambini mantengono questo entusiasmo della vita che sarebbe bello avere a tutte le età, e speriamo di poterlo mantenere tutti. Però sì, è un eroe anche lui. Assolutamente, condivido in pieno, Sindaco Marina. Michela, da questa, diciamo così, avventura romana, cosa spera e si augura possa partire? Perché, diciamolo, il riconoscimento è importante, dicevamo prima, ma serve fare di più. Lei immagino che non mollerà mai la presa e continuerà la sua battaglia. Sì, assolutamente. Come diceva il sindaco, più se ne parla e più si dà dignità e si dà inclusione sociale, soprattutto per queste malattie che sono messe un po' da parte, perché le persone ammalate di demenza, più stanno in mezzo alle persone, più possono accedere anche ai servizi, come ricordava il sindaco, grazie al CRIC. Mio marito faceva stimolazione cognitiva ai musei di Padova, voglio dire, questo è stato veramente un bellissimo percorso, e ringrazio anch'io il dottor Gabelli di questo e la Renza che ci ha fatti arrivare lì. E io spero che questa rinnovata notorietà possa portare a riconoscimento innanzitutto alla figura del caregiver che si occupa delle persone malate, che a volte è chiuso nel suo guscio e non sa neanche come fare per chiedere aiuto. Quindi mi auguro che le istituzioni possano veramente pensare di dare il giusto sostegno a questa figura, e soprattutto che la malattia neurodegenerativa, neurologica venga equiparata alle altre malattie, che le famiglie siano supportate veramente, che non debbano fare 100 km per portare il proprio caro a fare stimolazione, deve essere una cosa accessibile a tutti. Michela, grazie davvero per questa sua testimonianza, grazie davvero, grazie soprattutto a Mattia. Mattia, insomma, sei stato un eroe, lo ha detto anche il sindaco Marin, quindi davvero un grande abbraccio a tutti voi. Sindaco, grazie anche a lei per questo suo intervento. A presto. Grazie a voi, un saluto, a presto. Arrivederci allora, e davvero in bocca al lupo e tante buone cose per questo 2022. E la cronaca ci porta adesso da Lucio Zanato a Villorba, dove si sono conclusi da poco i funerali di Carlotta De Rossi, la 18enne morta tragicamente in un incidente stradale lunedì 27 dicembre. Lucio, buongiorno. Lucio, mi senti? Lucio Zanato è all'esterno della chiesa di Fontane di Villorba. Forse adesso mi sente. Lucio. Sì, se mi sentite, io sento molta confusione qui in linea telefonica. Comunque sì, mi trovo all'esterno della chiesa di Fontane di Villorba, dove circa 20 minuti fa si è concluso il funerale di Carlotta De Rossi, 18enne, come hai già detto tu, deceduta nell'incidente del 27 di dicembre, proprio poco prima, insomma, della fine dell'anno, poco dopo Natale. Tra l'altro anche qui vicino, a qualche centinaio di metri dalla chiesa. Un funerale che si è svolto all'esterno, non all'interno di questa chiesa, ma all'esterno. Alle mie spalle c'è il piazzale laterale, colmo di persone, 1 migliaio, secondo così il primo conteggio, tantissimi giovani, ma sicuramente tutta la comunità di Fontane si è stretta attorno alla famiglia De Rossi. Ricordiamo il papà e il noto fornaio della zona. Una cerimonia davvero struggente, officiata dal parroco
parroco di Catena, Don Marco Carlet, che ha richiamato nella sua omelia la vitalità dei 18 anni di Carlotta, ma soprattutto ha ricordato la sua bontà, la sua generosità, la sua voglia di vivere intensa, che non si deve spegnere nel suo ricordo. Tra le persone tra chi ha partecipato al funerale c'era anche Marco Dussin, il giovane che era alla guida della vettura quella tragica notte, segno di questa comunità che ha abbracciato chiunque, ha abbracciato la famiglia della ragazza morta, ma ha abbracciato anche la famiglia del giovane che porterà per sempre con sé questa terribile esperienza. Nessuno vuole giudicare nessuno, questo è l'altro senso della giornata, in un momento di dolore che raccoglie tutta la comunità. D'altra parte Carlotta era impegnata nei gruppi scout, era impegnata in parrocchia, insomma era conosciuta e ben voluta da tutti quanti. Dicevamo appunto 1 migliaio di persone, tantissimi giovani, c'era anche la classe quinta e la rappresentanza dell'Istituto Mazzotti con la bandiera dell'istituto a dimostrare quanto questa ragazza fosse ben voluta anche a scuola. Tra l'altro lunedì ci sarà un minuto di silenzio proprio all'Istituto Mazzotti e nei prossimi giorni verrà piantato un albero nel giardino dell'istituto proprio per ricordare questa giovane vita spezzata. Se hai domande, se no restituisco la linea allo studio. Lucio, grazie davvero per questo tuo sofferto racconto di una mattinata difficile per Villorba e un'intera comunità. Grazie davvero al nostro Lucio Zanato. Tra l'altro posso aggiungere che martedì 11 gennaio sarà conferito l'incarico all'ingegnere Pierluigi Zamuner per una perizia di tipo cinematico per capire quindi l'esatta dinamica di questo terribile incidente che ha sconvolto per l'appunto la comunità di Villorba, che questa mattina si è stretta attorno alla famiglia di Carlotta De Rossi. Come avete sentito da Lucio Zanato c'era anche l'amico ventenne che adesso si trova accusato di omicidio stradale. E vedo già collegato, perfetto, da Santa Maria di Sala Filippo Fois, che si trova all'esterno della speed line che in queste ultime settimane era diventato in qualche modo il simbolo della crisi economica e non solo in Veneto. Ieri sera c'è stata una buona notizia, ve l'abbiamo comunicata praticamente in tempo reale nel corso dei nostri telegiornali, perché l'amministratore delegato di Speedline ha revocato in qualche modo la chiusura. Filippo, a te la linea, buongiorno. Ci sta lanciando, adesso arriva. Filippo, mi senti? Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ieri dunque è arrivata, io ti sento benissimo, ieri è arrivata la notizia, una buona notizia. La prima, al mio fianco c'è Paolo Zennaro, che è un rappresentante dell'RSU per la FIM CISL. Oggi diciamo c'è uno spirito un po' diverso, c'è più ottimismo rispetto ai giorni passati. Sì, c'è più ottimismo, siamo un pochino più sereni, però bisogna vedere adesso se i fatti concreti ci siano. Nel senso, aspettiamo lunedì anche per vedere se veramente la D di Ronald verbalizzi e firmi tutto quello che è stato deciso al tavolo. Certo è che comunque diciamo rispetto ai primi incontri in cui la Ronald non si era presentata, addirittura aveva mandato diciamo dei legali qui del posto, le cose sembrano aver preso un'altra piega, diciamo. Sì, da quel famoso 6 dicembre dove ci hanno comunicato che praticamente dopo 6-9 mesi ci delocalizzavano tutto il prodotto e quindi c'era la prospettiva di 600 persone lasciate a casa. La notizia di ieri ci fa ben sperare sul proseguo della trattativa. Ecco, per chi tra i nostri telespettatori non avesse seguito questa vicenda, lo ricordiamo che la Speedline è un'eccellenza nel campo dell'automotive, ci sono 600 dipendenti diretti, ma con l'indotto arriviamo anche a 800. È di proprietà di una multinazionale svizzera che si chiama Ronald, che aveva fatto sapere che avrebbe chiuso questo stabilimento. Tra l'altro possiamo farlo vedere, qua ci sono migliaia di cerchioni per le automobili in attesa poi di partire per essere
essere montati. C'è stata una sollevazione popolare, c'è stata moltissima solidarietà da parte di tutto il territorio e adesso effettivamente la delocalizzazione in Polonia sembrerebbe scongiurata. Tantissima solidarietà che ha stupito voi stessi. Sì, mi chiamo Renzo Bonaldo della firma CISL. C'è stata una risposta del territorio incredibile. Abbiamo fatto una manifestazione il giorno 19 dicembre con la giornata più fredda dell'anno, credo, cui ha partecipato tra gli altri anche il Patriarca di Venezia, sono tutte le istituzioni, il sindaco di Santa Maria di Sala di Venezia e tanti altri di cui non mi ricordo, 40 sindaci della città metropolitana. Il territorio ha risposto in maniera eccezionale. Qua al presidio passava la gente comune, ci portava da mangiare, ci portava da vivere di conforto. Tempo fa addirittura è arrivato un imprenditore di Martellago che c'è... Ecco, è passato un ciclista e ha detto tenete duro. Grazie, grazie. È passato un imprenditore di Martellago che ci ha portato un furgone pieno di pane per fare i tramezzini. Per cui... Adesso voi state preparando il pranzo e anche qui sono stati dei macellai della zona che vi hanno dato insomma il necessario. Esatto, dei macellai della zona ci hanno offerto il pollo. Ecco, che tra l'altro sta cucinando tra poco, sarà anche ora tra l'altro di metterci a tavola. Però prima di lasciarci, lunedì c'è un'assemblea, è stata convocata un'assemblea, per quale motivo? Per decidere che cosa? Allora, intanto porteremo la notizia ai lavoratori della decisione che ha preso Ronald e di tutto quello che si è svolto al tavolo della trattativa. Dopodiché chiederemo ai lavoratori come proseguire con il nostro presidio. Naturalmente sarà tutto legato, come ho detto prima, alla firma di quel verbale che dovrebbe essere depositato al Mise. E da quel momento lanceremo la nostra speedline del futuro. Ecco, perché questo è proprio il punto in conclusione del nostro collegamento. Da parte anche dell'azienda c'è la volontà di proseguire l'esperienza a Santa Maria di Sala, però bisogna trovare un piano industriale sostenibile, dicono, perché al momento insomma, le acque sono agitate, anche se in questo periodo di crisi, insomma, più o meno le acque sono agitate dappertutto, dite voi. Sì, ce ne sono tante crisi. Comunque noi abbiamo costruito la nostra montagna, dobbiamo scalarla per arrivare in cima, dove ognuno deve metterci la propria parte e quindi noi siamo fiduciosi di avere alla cima la nostra nuova speedline. Certo, noi chiaramente continueremo a occuparci e a seguirvi nel vostro presidio oppure nelle trattative che si apriranno poi a partire da lunedì. Se non ci sono domande, Cristian, io ti restituirei la linea. Da Santa Maria di Sala è tutto. Filippo, grazie a te, grazie davvero. E grazie soprattutto ai tuoi ospiti. Mi sembra tra l'altro che ti sei anche autoinvitato a pranzo. Quindi, grazie di nuovo. E quindi grazie davvero a Filippo Fois e Sandro Ponchio per questo collegamento e per questo sospiro di sollievo collettivo che in qualche modo ha interessato tutto il territorio della provincia di Venezia. 800 posti di lavoro più o meno salvi al momento. Certo, la situazione va continuamente attenzionata, come avete sentito anche dai delegati sindacali. Allora facciamo così, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi andiamo a Belluno, quindi da Venezia a Belluno per fare il punto della stagione, delle festività dal punto di vista turistico, ma i temi sono davvero tanti anche in montagna. Fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Belluno, dove ci attende il presidente della provincia Roberto Padrin. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Roberto Padrin, che da circa 2 settimane più o meno è stato rieletto presidente della provincia di Belluno e che già deve fare i conti con numerosi nodi e situazioni. Insomma, la provincia di Belluno, che è un cantiere aperto per certi versi in vista anche delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, provincia di Belluno che deve fare i conti con una stagione invernale
ancora tutta da scrivere, le prospettive non sono buonissime, ma allo stesso tempo c'è anche da dire che le festività tutto sommato, dicono gli operatori, sono andate abbastanza bene. Provincia di Belluno, e partirei dalla cronaca, Presidente, che in queste ore, ma utilizziamo tutte le, diciamo così, le cautele del caso, si sta interrogando sul decesso di una donna di 39 anni a Feltre, Ilenia Turrin. Sembra appunto un decesso causato dal Covid, se ne stanno occupando diversi media. Questa mattina la notizia è trapelata dalla stampa, però diciamo sono in corso delle verifiche anche da parte dell'ULS 1 Dolomiti per capire nel dettaglio cosa sia potuto accadere a questa giovane donna. Parliamo appunto di Feltre, il decesso è avvenuto a Pren di Feltre il 5 di gennaio. Partiamo dalla situazione Covid in provincia di Belluno, Presidente. Anche oggi i dati sono elevati, oltre 700 nuovi casi nelle 24 ore. Com'è la situazione? Ma è una situazione che ovviamente preoccupa come sempre, anche se devo dire che siamo sempre molto distanti, per fortuna, dai numeri dello scorso anno, e soprattutto nei numeri di ospedalizzazione, quindi mi pare che ci sia un po' una conferma di questo trend, che questa nuova variante sia molto più contagiosa ma meno forte rispetto a quella dello scorso anno, e questo è l'unico aspetto positivo di una situazione che comunque sta mettendo ancora sotto dura pressione il sistema sanitario qui locale, soprattutto a livello di tamponi oltre che di vaccini, perché c'è un numero elevatissimo e quindi il problema fondamentalmente è quello, soprattutto poi adesso perché ci stiamo riavvicinando alla riapertura delle scuole che è prevista per lunedì, e quindi anche là dovremo cercare di tenere massima attenzione, massimo rispetto delle regole. Ormai questo lo diciamo veramente da tanto tempo, e mi auguro soprattutto perché la scuola, non vorrei veramente che patisse didattiche a distanza, situazioni di estremo disagio per la socialità dei nostri ragazzi, quindi devo dire che mi auguro si possano veramente trovare tutte le modalità affinché i nostri ragazzi possano restare in aula e a scuola. Il governo, Presidente, ha fatto bene a tenere aperte le scuole a tutti i costi. Sappiamo che c'è un braccio di ferro in corso con la Regione Campania, con il governatore De Luca. Oggi tra l'altro i sindacati si sono incontrati con il Ministro all'istruzione proprio per la questione delle linee guida. Lei come la vede? Ma anch'io sono un po' tra coloro i quali cercano di veramente garantire il più possibile la frequenza a scuola in classe, quindi questo penso che sia una modalità che vada portata avanti il più possibile, ovviamente nella speranza e nell'obbligo ovviamente che i docenti siano vaccinati e che possano intraprendere tutte quelle che sono le modalità. È un momento troppo importante questo per anche la formazione dei nostri ragazzi, non possiamo più permetterci troppa didattica a distanza, anche se quella comunque è un palliativo che tutto sommato permette di portare avanti quelli che sono i programmi di insegnamento, ma sicuramente quella non è la modalità per garantire ai nostri ragazzi una formazione adeguata. Tra l'altro, ecco, abbiamo proprio in queste ore delle prese di posizione dell'ordine degli psicologi, per esempio l'ordine degli psicologi che dice la didattica deve essere per l'appunto mantenuta in presenza, la DAD fa male dal punto di vista psicologico ai bambini, ai ragazzi, quindi il dibattito sta veramente esplodendo, anche se il governatore Zaia ieri in conferenza stampa ha detto chiaro e tondo lunedì probabilmente sarà il caos a scuola, quindi staremo a vedere di fatto cosa accadrà da lunedì. Senta Presidente, veniamo ai temi della provincia di Belluno. Che stagione invernale è
per la montagna bellunese e per i suoi operatori. Facciamo già un bilancio di queste festività. Lei è sempre molto attivo sul territorio, incontra spesso gli imprenditori. Che idea si è fatto? Ma devo dire che è stato un periodo natalizio tutto sommato positivo. Sono mancate le presenze soprattutto dall'estero, perché ovviamente legate alla pandemia e quindi al Covid, ma fondamentalmente diciamo che si è lavorato bene in un po' tutte le località sciistiche. La neve è arrivata presto quest'anno, c'è stato un periodo di qualche giorno di un po' caldo che ha messo un po' in difficoltà soprattutto le piste esposte al sole. Poi diciamo in questi giorni, dopo la nevicata di mercoledì, ora è arrivata veramente il freddo e le piste sono splendide da quello che posso sentire. Sono andato a Cortina e lì ho tastato un terreno di gente tutto sommato soddisfatta, sia gli impiantisti sia gli albergatori. Sono stato anche in Nevegal e devo dire che questo turismo mordi e fuggi, che lascia poco purtroppo sul territorio, devo dire sta dilagando, e il Nevegal è stato veramente preso d'assalto in questi giorni da migliaia e migliaia di persone, soprattutto dalla provincia di Treviso, dal Padovano, dal Veneziano. Quindi si conferma il Colle una meta per chi vuole trascorrere qualche ora al sole in un ambiente sano e soprattutto con delle passeggiate davanti a uno spettacolare panorama, forse l'ideale. Quindi devo dire che anche da questo punto di vista io posso dire che le cose sono andate sicuramente bene. Ora è chiaro che il Natale e il Capodanno ha lasciato purtroppo sul terreno un aumento sensibile dei contagi, e questo ha creato e sta creando problemi. Io mi auguro che pian piano, dopo aver superato il picco che dovrebbe arrivare, diciamo così, nel mese di gennaio, poi si possa un po' scollinare e guardare un po' a febbraio-marzo come mesi dove il settore turistico invernale possa fare numeri importanti come quelli del 2019, perché, scusate, 2020, perché il 21, come tutti voi sapete, certo, di fatto è andato perso. Senta Presidente, di fatto possiamo già dire che da qui alle prossime settimane mancherà una porzione, una fetta importante di turisti, soprattutto quelli dell'est Europa, per intenderci. Quindi tanti operatori, anche esponenti politici, stanno già chiedendo in maniera anche preventiva, diciamo così, dei ristori o comunque dei rimborsi. Da questo punto di vista lei si sta muovendo, che cosa ne pensa? Ma io penso che questa sia l'unica strada percorribile per riuscire a garantire a queste attività di sopravvivere, perché i numeri che tutto sommato sono stati positivi durante queste festività, poi soprattutto si vive delle settimane bianche, dei lunghi periodi di permanenza nelle stazioni turistiche, quindi negli alberghi, e qui ci sarà un calo sicuro purtroppo, perché come giustamente dicevi tu mancherà una parte di quella clientela che viene dall'estero, soprattutto dall'est, che non potrà muoversi se non in condizioni che di fatto un po' non consente loro di venire. Quindi devo dire che questo sarà un problema. Io mi auguro che anche qui il governo riesca a stanziare queste risorse straordinarie e non si dimentichi di noi, della montagna, del turismo, perché è un motore dell'economia del nostro paese e soprattutto in questo periodo invernale va tutelata. L'estate, diciamo così, le ultime 2 estati, tutto sommato, nonostante la presenza della pandemia, hanno registrato dei dati positivi, nel senso che comunque c'è stato un allentamento veramente forte dei contagi, quindi si è, diciamo, tornata a una pseudo normalità. Ma durante il periodo invernale questo aumento crea problemi, quindi sicuramente dovranno trovare delle soluzioni. Noi lo scorso anno abbiamo stanziato ad esempio 500.000 euro per gli impiantisti, che siamo riusciti a distribuire un paio di mesi fa, che sono stati una boccata d'ossigeno per queste attività che nel 2021, nell'inverno 2021, non hanno di fatto lavorato. Senta Presidente, poi collegato è tutto il tema del traffico da rientro, perché tra oggi e domani immagino che ci sia, diciamo così, assisteremo probabilmente al solito copione. Glielo chiedo, lei è anche sindaco di Longarone, quindi che cosa possiamo prevedere tra oggi e domani? Possiamo parlare di traffico da bollino rosso?
Questo è sicuro. Io sono stato stamattina a Longarone, sono ridisceso e diciamo che il traffico scorreva, però ho visto diverse macchine, quindi questo può far presagire che c'è un po' una distribuzione del traffico anche non nelle ore più calde, e la gente capisca che non deve partire appena dopo pranzo, ma soprattutto deve cercare di fare queste cosiddette partenze intelligenti che possono permettere loro di evitare lunghe code, anche se è innegabile. Lo è stato ad esempio il giorno dell'Epifania, dove ho sentito e mi hanno chiamato diversi anche amici che si sono trovati imbottigliati, e quindi oggi e soprattutto domani, visto anche il bel tempo, oltre a chi tornerà a casa e chiuderà, diciamo così, il periodo natalizio, ci sono anche coloro i quali sono andati in montagna oggi, domani, certo, insomma nel weekend, e questo aumenterà i flussi di traffico. Quello che ha definito poco fa turismo mordi e fuggi, quindi chi ha trascorso le festività in montagna si sommerà appunto ai esatto, turisti, diciamo così, del weekend e della domenica. Abbiamo sempre detto, l'unica strada percorribile è la variante di Longarone, la circonvallazione di Cortina e le varianti. Questa mattina ho fatto un'intervista con i vostri colleghi di Rai 3 e abbiamo fatto un po' il punto sulla variante di Longarone, i tempi eccetera eccetera. Io non è che posso esimermi nel dire la verità è certa, cioè di questo passo di variante per le Olimpiadi sicuramente non vedremo tantissimo. Mi auguro che si possa realizzare almeno quella bretella dall'uscita autostradale alla zona industriale, che comunque spaccherebbe il traffico da nord a sud in 2 tronconi, e questo, sono convinto, sarebbe una modalità che permette di un po' migliorare quelle che sono le condizioni e limitare le code. Quindi questo fine settimana è difficile evitarle, devo dire la sincera verità, perché quella è la strada. Sì, no, diciamo che il principio è quello dei vasi comunicanti. Ma senta Presidente, il discorso delle varianti lo abbiamo affrontato più volte, tra l'altro che la variante di Cortina in particolar modo non sarà pronta per le Olimpiadi, ormai lo sappiamo da tempo. Lo stesso Presidente Zaia si era sbilanciato sull'argomento, poi nei giorni scorsi è intervenuto anche il sindaco di Cortina, ma non sarà quindi pronta nemmeno la variante di Longarone? La variante di Longarone potrebbe avere dei tempi più veloci, nel senso che noi siamo partiti con il primo progetto di sghiaiamento del Piave, che quindi la messa in sicurezza idrogeologica di quel tratto di Piave è fondamentale per garantire una più veloce concessione di autorizzazioni e al tempo stesso utilizzare il materiale per poterlo posare sul sedime della nuova variante. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo un po' accelerato i tempi. I tempi sono lunghi come sempre a livello autorizzativo e progettuale. Adesso siamo in fase di progetto definitivo, si è già chiesta tutta una serie di autorizzazioni, però i tempi sono purtroppo lunghi e penso che le varianti lo hanno dimostrato, pur essendoci una struttura commissariale che auspico possa lavorare celermente. Io veramente, i tempi cominciano a essere veramente strettissimi. Sì, perché comunque parliamo di 4 anni. Se poi c'è la possibilità di andare per stralci con imprese diverse e trovare una modalità, però completare la variante di Longarone per le Olimpiadi 2026 la vedo veramente un'impresa improba. E quindi le faccio la domanda da $1 milione. Come li portiamo i turisti a Cortina nel 2026? Li portiamo intanto con le altre varianti pronte, quindi quella di Tai, di Valle, di San Vito, e quelle miglioreranno sicuramente l'accessibilità a Cortina e la viabilità. Mi auguro che in parte anche quella di Cortina come quella di Longarone possa essere realizzata, e diciamo che comunque ci troveremo in una condizione decisamente buona. Dopodiché, insomma, dico sempre, non sono solo le Olimpiadi di Cortina, non è che Cortina avrà miliardi di persone, perché lì ci sono determinate gare, quindi si riuscirà anche a organizzare un sistema di mobilità e di trasporto anche pubblico. Si sta lavorando già in Fondazione Cortina, Milano Cortina. Io mi sono già incontrato un paio di volte, una volta anche in regione
con chi sta gestendo questo, è un percorso che avrà fatto con l'utilizzo anche del mezzo pubblico che faciliterà sicuramente l'accesso a tutti. Quindi il famoso trasporto intermodale, poi parliamo tanto di sostenibilità delle Olimpiadi e anche questo è un tassello. Certo resta il nodo delle infrastrutture, poi anche qui, Presidente, lo diciamo spesso e volentieri, le Olimpiadi di Cortina 2026 sono un mezzo, non un fine per il territorio bellunese, quindi si tratta di programmare gli interventi da qui a un lungo periodo. Dobbiamo renderci conto che è stato investito 1 miliardo di euro più o meno per migliorare le condizioni della viabilità nella parte alta della provincia di Belluno, quindi sono somme ingenti, importanti, che sono arrivate, penso in gran parte per merito di questi 2 grandi eventi sportivi che hanno permesso di fare degli investimenti importanti che poi avranno una ricaduta non limitata al periodo degli eventi sportivi, ma soprattutto più in là. Senta, Presidente, possiamo sbilanciarci però su una data, quindi non sarà il 2026, quando sarà? 2027, 2028? Tutto Adesso, pronto? No, non le chiedo un numero finito, a caso, penso, però. Tra Longarone e Cortina tutto finito, mi sbilancio 2028, ma dai. Diciamo che, ecco, 2028, mettiamo agli atti il 2028, quindi Padrin se la gioca per il 2028, diciamo, la variante di Longarone e di Cortina. Ultimate chiavi in mano, Presidente. E senta, questo è il nodo delle infrastrutture. C'è un tema ancora più pressante che riguarda le infrastrutture, quello della galleria del Comelico. Ecco, perché poi anche questo è un tavolo che lei sta presidiando con i sindaci del territorio, l'Unione Montana, le categorie e quant'altro. Qui c'è una intera vallata che rischia seriamente l'isolamento per diversi mesi, una vallata importante della montagna bellunese. Come se ne esce? Perché comunque ANAS ha detto la sua, quindi ci sarà questa chiusura a intermittenza della galleria, questo senso unico alternato. C'è chi già stima danni per decine, centinaia di migliaia di euro. Cosa dobbiamo aspettarci per il Comelico da qui ai prossimi 2-3 anni? Tanto secondo me dobbiamo garantire dei ristori a coloro i quali verranno penalizzati in maniera pesante da questo disagio, perché la chiusura, pur a senso unico in orari prestabiliti, crea un danno che è certo. La soluzione alternativa purtroppo non c'è, perché anche la realizzazione dell'eventuale seconda galleria a tempi di realizzazione, vedi variante, che non collimano con l'esigenza di intervenire sulla galleria. C'è la possibilità di rimettere in sicurezza la vecchia strada prima che fosse realizzata la galleria, che di fatto è stata dismessa da anni e per la quale dovremmo trovare delle risorse, ma su questo ci stiamo già muovendo con il governo in modo da poter anche qui trovare una soluzione alternativa nel tempo più rapido possibile. Però la situazione del Comelico è estremamente penalizzante, quindi quello che io dico è almeno garantire loro, l'ho detto all'inizio di questa risposta che ho fatto alla tua domanda, va valutato dal punto di vista economico le ricadute negative che ha e i ristori conseguenti. Perché comunque i lavori, lei dice, devono essere fatti in galleria. Io lì non sono un tecnico e mi rimetto a quelle che sono le indicazioni di ANAS. ANAS dice che è vero che non è che la galleria stia crollando, però è arrivato il momento di intervenire in maniera seria e definitiva su una infrastruttura che nel corso di questi 40 anni ha avuto tantissimi problemi, tantissimi rischi anche per l'incolumità pubblica, ed ora è arrivato il momento, vista anche la disponibilità economica che è arrivata, di intervenire.
Presidente, lei al momento della sua rielezione a Presidente della provincia di Belluno ha detto la priorità sarà la lotta allo spopolamento. È da tempo che se ne parla, lo spopolamento è il grande male un po' di tutto il paese, ma nelle aree di montagna lo è a maggior ragione. Cosa si può fare? Cioè, qual è la priorità? Politiche per la famiglia, contributi, delle forme di sostegno che vadano oltre e che vadano in qualche modo a premiare le aziende? Che cosa? Misure concrete, lei che cosa ha in mente? Ma allora, il tema è molto ampio. Non riguarda purtroppo o per fortuna solo la provincia di Belluno, ma l'intero territorio montani del nostro paese. Qui per riuscire a colmare questo gap con la pianura bisogna trovare tutta una serie di modalità che in parte possono essere individuate in questa famosa legge nazionale della montagna, che dovrebbe essere licenziata fra qualche mese e dovrebbe contenere quelle che sono un po' le misure per cercare di venire incontro a chi vive la montagna ma chi può arrivare in montagna. Quindi perché noi non riusciamo poi a trovare medici, professori, siamo sempre più in difficoltà nell'avere coloro i quali possono gestire i servizi primari per la montagna. Quindi dovremo trovare delle forme di incentivazione che possa permettere a queste figure professionali di un certo tipo di venire a vivere in montagna. Poi dobbiamo fare dei ragionamenti secondo me anche sugli alloggi, perché in questo momento ci deve essere una visione a 360 gradi, perché se la manodopera per numero di persone, diciamo così, lavoratori in questo momento disponibili non è sufficiente a coprire il fabbisogno delle nostre imprese, e questo è un dato estremamente positivo, per permettere alle persone da fuori di venire qui dobbiamo garantire degli alloggi che in questo momento fatichiamo anche a trovare. Il problema delle multiproprietà dei centri storici, le difficoltà nel realizzare e costruire alloggi di un certo tipo. Il PNRR ha una linea di finanziamento su questa che dovremo cercare di valutare insieme. Poi c'è tutto il tema legato ai servizi e alle infrastrutture, quindi ovviamente viabilità da un lato, il discorso della banda larga, quindi garantire anche per mantenere la gente in montagna che si possa avere le stesse condizioni di chi utilizza ormai i mezzi, il web è diventata la DAD, oppure anche lo smart working, ormai delle modalità lavorative che sono entrate un po' nella quotidianità, la possibilità a tutti di poter lavorare allo stesso modo. Questo è un altro vantaggio e impegno che dobbiamo darci. Paradossalmente la tecnologia potrebbe aiutare la montagna da questo punto di vista. Sicuramente la può aiutare anche la tecnologia. Presidente, un'ultimissima battuta, non per tirarla ovviamente per la giacchetta, ma a fine gennaio si elegge il Presidente della Repubblica. Lei più volte ha incontrato il Presidente Mattarella anche nell'ultimo anno e così via. Lei che cosa si augura? È ipotizzabile un Presidente della Repubblica amico della montagna, al di là della retorica e al di là appunto delle parole di circostanza? Io penso che intanto non sarà facile trovare un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella, che si è dimostrato veramente una persona di altissimo profilo e con una grandissima anche capacità di mediazione all'interno del nostro paese, e diciamo così aver anche lui contribuito alla nomina di Mario Draghi penso che sia stato un grandissimo risultato, quindi trovare il sostituto non sarà facile. Alcuni potrebbero dire Draghi che è una figura che ci rappresenterebbe in maniera, penso, straordinaria, ma toglierlo in questo momento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in un anno così delicato non la vedo un'operazione molto semplice. Io in un'intervista ho fatto, magari per la prima volta puntiamo su una donna, dovremmo trovare anche lì una figura altamente professionale in grado di saper gestire una situazione complessiva non facile, perché la pandemia comunque in un modo o nell'altro coinvolge anche la più alta carica dello Stato nella sua gestione, e poi i rapporti al di fuori. L'Italia resta una potenza al mondo e quindi dobbiamo garantire anche un'autorevolezza all'interno del sistema, del sistema Europa, ma del sistema mondo.
e lì devo dire che serve una figura che abbia queste caratteristiche e sinceramente Mario Draghi sarebbe l'ideale da questo punto di vista. Però lei dice a farne due, però insomma se non fosse Mario Draghi, una figura femminile di un certo tipo magari potrebbe essere una prima volta di una donna e potrebbe essere anche una scelta positiva. Un nome? Ma l'aiuto io, Cartabia, Casellati. Cartabia, mi dica? Ma forse la Cartabia è quella che ha delle caratteristiche migliori. Anche la Lamorgese non la vedo male, anche se penso che minimamente non ci possa pensare. È da trovare, ma insomma non penso che ci manchino donne di valore nel nostro paese. Presidente Padrina, grazie davvero, a presto. I temi sui quali ritornare a aggiornarci sono davvero tanti. Grazie e buon lavoro al Presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrina. Abbiamo ancora tantissimi temi da affrontare, ancora tantissimi ospiti. Sono pronti Vivian Moro, assessore comunale all'istruzione del comune di Roncade, Alberto Ruggin di Più Europa, Luigi Susin, Fratelli d'Italia e anche Franco Roccon di Liga Repubblica Veneta Civiltà Bellunese. Questi saranno i nostri ospiti. Prima però il meteo e un po' di pubblicità. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il weekend inizia in compagnia di un tempo stabile sul nostro territorio, dove sarà l'alta pressione a prevalere. Vediamo il dettaglio di sabato 8 gennaio. Sul Veneto bel tempo, la grafica ce lo mostra, sarà una giornata asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per il passaggio di nubi alte, precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve calo, minime sotto zero un po' dappertutto, massime comprese invece tra i 3 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, tanto sole dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà limpido o con poche nubi sparse. Temperature minime anche qui sotto zero dappertutto, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, qualche addensamento ci sarà ma del tutto innocuo, per il resto ampio soleggiamento. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, do subito il benvenuto a Vivian Moro, assessore all'istruzione del comune di Roncade. Buongiorno Moro, buongiorno ad Alberto Ruggin di Più Europa, insegnante, Franco Roccon, capogruppo di minoranza a Belluno, Civiltà Bellunese, Liga Repubblica Veneta e Luigi Susin, Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti e quattro e ben ritrovati davvero. Partiamo dal tema di queste ore, di questi minuti. Il tema è caldo, è quello della scuola. Tra l'altro c'è anche un'agenzia del governatore Zaia che in qualche modo ritorna sulle parole di ieri, rincarando anche la dose. Il CTS, dice Zaia, si esprima su scuola o sarà un calvario, altrimenti si assisterà ad una falsa apertura. Queste le parole del governatore Zaia nelle ore in cui è anche braccio di ferro fra il governo e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che terrà chiuse le scuole elementari e medie fino alla fine di gennaio. Lei, Moro, da assessore all'istruzione, quanto è preoccupata per la riapertura di lunedì?
La preoccupazione è piuttosto condivisa. Credo che in questo momento, oltre ovviamente agli organi istituzionali, ad essere preoccupate siano soprattutto le famiglie, perché mi rendo conto che si ricomincia con una grande incognita. È anche altrettanto vero che non è poi così facile prevedere lo scenario di lunedì, in quanto, facendo anche l'esempio nel nostro comune, il comune di Roncade, c'erano diverse classi in quarantena prima dell'inizio delle vacanze invernali, quarantene che al momento sono terminate. Quindi a sabato noi possiamo dire che non abbiamo quarantene, ma chiaramente non possiamo prevedere lunedì quanti di nuovi positivi verranno identificati all'interno delle scuole, con conseguenti quindi quarantene o meno, perché poi sono anche cambiate le regole, anche se diciamo gli spazi di manovra sono stati resi un po' più ampi alle superiori, mentre diciamo che nella prima infanzia e alle elementari si cerca comunque di mantenere una certa un atteggiamento quanto più di contenimento. È evidente che l'altro grosso problema è dato anche da quegli insegnanti che ovviamente anche loro possono essere ammalati e quindi a loro volta in quarantena, oppure da quegli insegnanti per esempio che avranno i provvedimenti di sospensione in quanto non vaccinati. Quindi lunedì ecco, è un banco di prova difficile e onestamente impegnativo. Un grande punto interrogativo. Ruggin, lei è non solo esponente di Più Europa, comunicatore, collega e quant'altro, è anche insegnante di scuola primaria, se non sbaglio, che lunedì l'attende, e lei se fosse un amministratore pubblico, che cosa avrebbe fatto? Allora, io sono stato coinvolto anche, diciamo, in prima persona, nel senso che prima delle vacanze invernali io sono stato in quarantena. Ho un ritorno molto forte, volevo dirvi. Ecco, sono stato coinvolto, ho fatto i miei 7 giorni di quarantena e sicuramente la preoccupazione è alta, perché al ritorno le vacanze probabilmente ci sarà un'impennata di contagi in generale, ma attenzione, questa demonizzazione della scuola come luogo di contagio, io smetterei con questa narrazione che è stata portata avanti dal presidente De Luca con questa ordinanza che ha fatto in regione Campania, e anche Zaia e altri governatori del nord hanno cercato di inseguire questa decisione. Questa impennata di contagi che noi stiamo assistendo in questi giorni avviene di gran lunga nelle famiglie, nei luoghi dove non si usa la mascherina, dove abbiamo fatto feste, ristoranti, cene. Cioè, continuare ad additare le scuole come luogo di contagio, dove io da insegnante vi dico che le scuole sono dei luoghi più sicuri. Questi bambini che sono straordinari perché passano anche 8 ore per chi fa l'orario continuato dalle 8 alle 16 con la mascherina, e noi monitoriamo sempre che ci sia il rispetto dei distanziamenti, delle regole di sicurezza anche durante l'educazione motoria. Io veramente la smetterei con questo racconto e invocare anche la responsabilità del CTS, direi anche no. Il CTS sta continuando a dire che l'unica chiave per uscire da questa situazione è la vaccinazione. Il nostro ruolo di docenti, diciamo in parte, perché non è che possiamo sicuramente dire ai bambini o alle famiglie che devono vaccinarsi, ma probabilmente magari chi ha responsabilità politiche, gli amministratori, chi comunque fa comunicazione come noi, è quello di sensibilizzare le persone alla vaccinazione, perché noi anche sulle medie e sulle superiori, soprattutto nella fascia 11-18, dove abbiamo una fascia intorno all'80% di ragazzi che si sono vaccinati, ditemi che senso ha parlare di didattica a distanza quando l'altissima percentuale dei ragazzi sono vaccinati. Sicuramente c'è un'altissima preoccupazione nell'infanzia e nella primaria, dove la percentuale è ancora molto bassa, all'infanzia addirittura non è prevista la vaccinazione sotto i 5 anni. Sicuramente monitoriamo, sicuramente le decisioni prese dal governo, quindi al primo caso positivo si va in didattica a distanza, al secondo alla primaria e al quarto alle medie e alle superiori, è una buona decisione, pragmatica, ponderata, ma continuare a dire che la scuola è un luogo di contagio, luogo pericoloso. Allora ripartiamo, perché noi docenti non vogliamo assolutamente la didattica a distanza. La stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici e dei docenti ha detto che la didattica a distanza non la vuole, quindi lunedì ritorniamo, valutiamo caso per caso, scuola per scuola, classe per classe. Calma e gesso, quindi mi pare di capire, calma e gesso lei dice, e soprattutto no alla DAD, sì alla
vaccinazione. Roccon, lei invece anche da ex sindaco, è stato per anni sindaco di Castellavazzo, amministratore e quant'altro, che cosa pensa di questo rientro a scuola di lunedì? Ma io credo che ci sia stato tutto il tempo per trovare le soluzioni per queste difficoltà che stanno venendo avanti, da una parte, e dall'altra penso anche che ci sia una strategia anche comunicativa nei confronti di questi ragazzi, che solo il 10% si è vaccinato e che ovviamente i genitori stanno facendo una grande riflessione se vaccinare o non vaccinare. Io sono per dire che i bambini devono essere anche lasciati alle loro libertà, no? Dobbiamo pensare che i bambini siano ovviamente il nostro futuro vincolarli a una vaccinazione sì, una vaccinazione no, non so se è la strada più giusta, più percorribile. Non sappiamo le ricadute di un vaccino talmente importante che chiamarlo vaccino tra l'altro è anche fuorviante. Io credo che, insomma, che questa incidenza, che è lo 0,003% di bambini che si ammalano, tra l'altro in termini anche molto lievi, non giustifichi una campagna talmente repressiva nei confronti di questa categoria di nostri futuri concittadini, attuali concittadini, ma futuri ovviamente. Quindi lei ragazzi mi sembra che diventeranno molto critico nei confronti del vaccino. Assolutamente. No, sono assolutamente contrario a vaccinare i bambini sotto i 12 anni, proprio perché essendo ancora una fase sperimentale la questione è talmente delicata che non può richiamare la maggior parte della scienza, Roccon, dice che non è sperimentale. No, in realtà guardi, si apre un mondo davvero infinito di dichiarazioni pro e contro. Io personalmente, lei mi ha chiesto la mia opinione, io le do la mia opinione anche da amministratore pubblico. Credo che in questo frangente portare sul tavolo tutte le difficoltà che le scuole hanno, ovviamente si portano presso tutta una serie di non azioni fatte dal governo attuale, anche quello precedente, per stabilire dei parametri diversi per l'accettazione di questi bambini. E si porta presso anche le difficoltà del valutare un vaccino che sia buono o non sia buono. Quindi non spetta a me dirlo, però in lei realtà da amministratore è molto critico. E Susin? Assolutamente sì. Susin, lunedì quindi c'è questo rientro in massa a scuola tra 1000 interrogativi. Qual è la sua posizione? Beh, allora devo dire che dal 14 dicembre sono stati fatti quattro decreti e questi 4 decreti sono uno in contraddizione all'altro, lasciano la palla ai presidi e agli operatori scolastici di decidere sotto un certo punto di vista come si devono comportare, ma le cose non sono sicuramente chiare. Investimenti su quello che è il trasporto scolastico non sono stati fatti, quindi io, come diceva prima, non andrei a additare le scuole, ma andrei a guardare ben fuori dalle scuole cosa succede. Da constatare, tra l'altro, che mi arrivano messaggi in questi giorni è anche che ci sono le persone che sono positive, che nonostante il Green Pass dovrebbe essere rosso, in realtà continua a essere verde. Quindi ci sono anche queste situazioni, persone che girano col Covid per la strada e comunque il Green Pass non lo rileva. Quindi ulteriore fallimento di questo Green Pass che lo Stato così ha messo come obbligo, adesso anche ai cinquantenni e vuole addirittura estenderlo alle aziende. Quindi bisognerà vedere le scuole, per le scuole che decisioni prenderanno alla fine i presidi, perché sono loro che hanno la responsabilità di fare entrare gli alunni
o meno a scuola. Tra l'altro lei, Susin, è un noto imprenditore e collegato, lei diceva, al tema della scuola c'è quello del mondo del lavoro. Sappiamo che dal 15 di febbraio servirà il Super Green Pass per i lavoratori over 50. Lei si adeguerà? Che controlli appronterà da imprenditore, non da politico? Dobbiamo portare quello che è previsto sostanzialmente. Io ho un'app sul telefono e quando arrivano i miei collaboratori andrò a verificare che siano a posto, però devo dire stiamo sempre ragionando che spostiamo la palla ai balzelli alle imprese e agli imprenditori. Cioè non stiamo ragionando in virtù del fatto di risolvere un problema che ci si sta portando avanti ormai da tempo. Si sta soltanto mettendo balzelli su balzelli. Oggi c'è un caos totale per la scuola, per gli imprenditori, nessuno sa come si deve comportare. Oggi mi hanno chiamato diverse persone che volevano sapere se gli alunni devono andare a scuola con le mascherine FFP2 o quelle chirurgiche. Quindi capiamo che in questo momento qua la comunicazione dello Stato è inesistente, non c'è una comunicazione adeguata. E tra l'altro Draghi, dopo il Consiglio dei Ministri, invece di andare a comunicare lui le decisioni prese, ha mandato altre persone, lo farà lunedì, ma ormai lunedì sarà troppo tardi. Quindi dico, io a questo stato, se così lo vogliamo mettere in un senso molto semplice per far capire ai telespettatori, devo dire non darei in mano neanche il condominio di casa mia. Perché stanno praticamente lavorando in modo inadeguato, e vi spiego come. Velocissimo, Susin, velocissimo. Immediato. L'amministratore di condominio fa svuotare le vasche biologiche, però c'è l'ascensore che non funziona, la porta che non si apre e le luci che non si accendono. Questo sta facendo lo Stato in questo momento. E ecco, ne parlavamo poco fa. Draghi comunque lunedì terrà la conferenza stampa, c'è la conferma anche da parte dell'ANSA. Tra l'altro la mancata conferenza stampa dell'altra sera aveva dato adito anche a tante ricostruzioni giornalistiche, non solo giornalistiche, in vista anche dell'appuntamento con il Quirinale a fine gennaio. Moro, ma quindi a questo punto, di fronte a quello che da più parti è stato definito un caos, sarebbe stato meglio procedere a un obbligo vaccinale generalizzato? No, io su questo farei attenzione. Onestamente, per quello che ho visto io, che credo anche rispetto alle relazioni, alle persone con cui ho potuto parlare anche in questi mesi, io penso che si sia arrivati un po' ad una situazione di muro contro muro, e credo che qualsiasi altro provvedimento che in qualche modo punti a restringere ulteriormente il campo venga vissuto non come un incentivo per migliorare quella che è l'efficacia della campagna vaccinale, quanto secondo me a questo punto non fa altro che inasprire le posizioni e mettere ulteriormente all'interno del corpo sociale, secondo me, una situazione di difficile mediazione. Io penso, l'abbiamo detto anche molte volte durante le trasmissioni anche della vostra rete, ci sono dei diritti che in questo caso e dei doveri che vanno in qualche modo messi sul campo e presi in considerazione tutti assieme. Io ho detto molte volte, la scuola è un campo decisamente molto delicato, perché se da un lato si pensa che per esempio andare verso un obbligo vaccinale generalizzato risolva il problema, sappiamo che questo non lo è, in quanto è evidente che aiuta sicuramente, aiuta a migliorare la situazione, ma di certo non azzera il rischio.
e ormai dopo 2 anni, devo dire dall'inizio della pandemia nel Paese, ci siamo resi conto che il rischio zero non esiste. Tengo presente inoltre un altro punto che è importante: c'è il diritto sicuramente alla salute e bisogna in tutti i modi preservare l'incolumità pubblica, ma dall'altro lato c'è anche un diritto all'istruzione, a garantire ai ragazzi, ai bambini di poter frequentare le scuole, di poter apprendere in un clima che credo non debba essere così terroristico come abbiamo noi vissuto anche molte volte in questi 2 anni. Perciò io credo che cosa si intende per obbligo vaccinale generalizzato? Insomma, io penso che per i bambini sotto i 12 anni debba essere una scelta dei genitori se sottoporli alla vaccinazione o meno. Quindi sicuramente garantire tutte le misure di sicurezza, e concordo con quello che è stato detto prima. Le scuole sostanzialmente hanno dei protocolli veramente molto stringenti, quindi io ritengo che l'ambiente scolastico sia un ambiente sicuro. È ovvio che qual è la criticità? Che vengono in contatto nello stesso momento molti bambini che vengono da situazioni anche in famiglia, nelle attività esterne, che ovviamente in qualche modo sono diversificate, perciò il controllo assoluto non lo si ha. Però insomma credo che i bambini oggi, dopo 2 anni di pandemia, abbiano il diritto di andare a scuola, di avere accesso il più possibile anche con un trasporto scolastico dedicato che venga loro incontro, e in qualche modo insomma io sono sempre stata per cercare il più possibile di spingere nella didattica in presenza. Certo è che non demonizzo nemmeno la DAD, perché nel momento in cui abbiamo avuto dei picchi massimi, piuttosto che togliere apprendimento, io credo che insomma anche questo possa essere uno strumento, però certo non è lo strumento, questa non è la scuola, è un'alternativa in un momento di difficoltà, ma penso che dopo 2 anni dobbiamo anche in qualche modo capire che questa è una situazione che deve avere come decorso di diventare endemica nella nostra società, ma non può ancora essere un'emergenza. Quindi andare oltre l'emergenza, questo è il punto, ed evitare, sintetizzo il suo pensiero, mi permetto Moro, di acuire ulteriormente tensioni sociali che già sono evidenti, non sono più latenti. Roccon, lei condivide questa posizione dell'assessore Moro? Assolutamente sì, credo che la scuola abbia già dato in termini di sacrifici e anche di valutazioni, di ricadute e di responsabilità nei confronti dei dirigenti che magari si trovavano dalla sera alla mattina a dover fare delle cose che mai avrebbero pensato il giorno prima. E quindi io vedo tutto, anche la scuola è emblematica, un'assoluta confusione da parte dello Stato italiano, di questo governo che non sa più che cosa dire per tamponare tutta una serie di vicissitudini, soprattutto interne. Mettere assieme compagini, 12-14 compagini che ci sono in ambito politico tra segretari, ministri, sottosegretari ed altro, non è stato facile per Draghi, non lo sarà neanche per il prossimo che arriverà al posto di Draghi, perché questa credo ormai la strada sia segnata perché il Presidente vada a essere il Presidente della Repubblica. Certo che lascia ovviamente non solo la scuola ma tutti gli altri settori anche dell'imprenditoria stessa con un grandissimo punto di domanda sopra. Che cosa avverrà di questo Stato? Una volta che sono finiti gli aiuti europei, una volta che sono finite la tassazione nei confronti delle partite IVA, delle bollette della luce, delle altre cose in cui si può recuperare il più possibile l'economia. Nella scuola, per dire, si è dimostrato in questi 2 anni tutto e l'incontrario di tutto, con Soloni che parlavano in TV di determinate cose, in realtà poi venivano smentiti dal proprio establishment ministeriale. Io non so che cosa dire, nel senso condivido appieno le perplessità dell'assessore Moro, soprattutto nei ragazzi sotto i 12 anni e più che altro serve a fare un'azione di intervento nei confronti dei genitori che mandano i figli a scuola anche se a casa c'è uno positivo. Questo sta avvenendo purtroppo, dico, no? Purtroppo, perché c'è una questione anche di intelligenza diretta dei genitori nei confronti dei bambini.
Quindi lei dice prima di arrivare alla vaccinazione cerchiamo di instillare, controlliamo le famiglie, esatto, comportamenti corretti. Senta, torno da lei, Rugin. Lei se non sbaglio però resta per l'obbligo vaccinale generalizzato. Allora, diciamo che l'obbligo vaccinale di per sé non mi entusiasma per vari motivi da liberale, quale mi reputo di essere. Abbiamo visto che in Albania l'obbligo vaccinale è stato approvato 1 mese e mezzo fa e non ha portato ad un aumento della percentuale di vaccinati in quel paese. Penso che la strategia che è stata adottata in questi mesi, quindi step by step, quindi partendo dagli insegnanti, forze dell'ordine, poi al bar, al ristorante, ha sicuramente funzionato perché siamo arrivati ad un'altissima percentuale di copertura vaccinale. Quindi il fatto che non tanto i 100 euro di multa per chi ha 50 anni funzioneranno, ma più che altro per chi ha più di 50 anni ci sarà una multa dai 600 ai 1500 euro nel posto di lavoro per chi non è vaccinato. Quindi questo sicuramente funzionerà di più rispetto che ai 100 euro, ma soprattutto la sospensione dal luogo di lavoro per chi non è vaccinato. Questo funzionerà come ha funzionato per gli insegnanti e le forze dell'ordine. Detto questo, mi perdoni però di dissentire da chi mi ha preceduto su certe cose che sono state dette in merito alle vaccinazioni per i bambini. Ok che in questo momento diamo libertà alle famiglie di scegliere se vaccinare i bambini oppure no, cosa che magari invece non diamo per gli altri vaccini perché c'è l'obbligo vaccinale per i bambini della primaria, per tutti gli altri vaccini. Ma in questo momento è stato fatto anche un appello recentemente dall'ospedale di Napoli, dove in pediatria ci sono un sacco di bambini ricoverati per Covid. Ci sono comunque casi di long Covid tra i bambini. Dire che i bambini non sono, è un'influenza, un raffreddore o cose del genere, insomma non la metterei così leggera. Quindi siccome ci sono casi gravi anche di Covid tra i bambini, lanciare un messaggio che i bambini comunque lasciamo libertà alle famiglie, io penso che chi è amministratore e chi comunque crede fortemente nella scienza dovrebbe dire ok, però valutate bene sull'importanza della vaccinazione per i bambini, come avete valutato per il morbillo, per la parotite, la rosolia e tutte le altre patologie. Quindi l'importanza della vaccinazione va fatta. Mi dà l'assist per ricordare che proprio di conseguenze sui più piccoli abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione con l'epidemiologo Massimo Guerriero. In settimana abbiamo sentito anche le parole della pediatra padovana Liviana D'Adalt, però appunto sgomberiamo per il momento questo dibattito che è eminentemente politico da queste considerazioni scientifiche e torniamo a un'altra questione che è appunto politica, anche questo è un fronte polemico. C'è questa multa da 100 euro una tantum per i soggetti Novax o comunque per i soggetti che non si vaccinano. Qualcuno dice è veramente una cosa risibile, per certi versi ridicola. Ecco, qui vediamo proprio le sanzioni previste dall'ultimo decreto legge: 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati perché ultra cinquantenni. Ecco, che disposizione è questa? Può servire una disposizione di questo tipo? Roccon. Perdoni, ma mi viene in mente da sindaco quando ho fatto 4 TSO nel mio comune, trattamenti sanitari obbligatori. Ed siamo alla stessa stregua, nel senso che è un trattamento sanitario obbligatorio, si richiamano un sindaco a sottoscrivere l'intervento, coadiuvato da 2 medici piuttosto che da un altro sindaco. Qui invece si chiede semplicemente vaccinando una liberatoria nel farlo, quindi nessuno si assume la responsabilità di che cosa viene fatto. E io credo sia necessario capire questa cosa qui. Da una parte si obbliga, vedo anche forze dell'ordine, vedo medici che rimangono a casa, non saranno mica tutti stupidi questi qui. Allora dico, applicare le 100 euro vuol dire fare cassa, semplicemente non interessa la questione sanitaria, interessa permettetemi il passaggio, vendere più dosi possibili, ma non è questa la questione, io non sono in opinione, non ho caratteristiche sanitarie, leggo tantissimo, questo sì, ma leggo cose di una strada e leggo cose di un'altra strada, in mezzo c'è la scienza è vero,
non si dovrebbe criticare, ma quando vedo tantissimi soloni che passano in TV o sui giornali che scrivono delle cose aberranti anche nei confronti del genere umano, viva Dio, io alla scienza posso mettere un grande punto di domanda sopra, e ai bambini, mi collego a quello che mi è stato detto fin prima, questa scienza non è ancora chiara, non possiamo paragonare questo che viene spacciato come un vaccino nei confronti di altri vaccini tipo quello della zecca, che nel bellunese ovviamente è molto attaccante, o altri gli esavalenti, o ad altri vaccini che stanno ovviamente non incidendo su una questione importante della salute. Certo previene, la poliomielite l'abbiamo prevenuta così, c'è tantissime cose, ma questo è chiamato vaccino ma non è un vaccino. Ma senta, le faccio una domanda. Io in parte devo prendere le distanze da quello che lei dice, ma lo dice legittimamente, è una sua opinione. Quindi mi ha chiesto la mia opinione. Assolutamente, ma le chiedo, quindi lei si reputa un politico, un amministratore comunque molto noto nel bellunese, non solo Novax, o è una semplificazione? No, io non voglio questa etichetta, non la voglio e non l'accetto. Semplificare una questione del genere per chi critica l'operato di un governo che ha dimostrato tutta la sua inefficienza in un tema talmente importante che è quello della pandemia, non vuol dire essere Novax, vuol dire criticare delle posizioni. Per esempio, dico, perché io ho avuto il Covid e mi sono curato ovviamente non con la tachipirina e con la vigile attesa, che magari probabilmente non sei neanche qui a parlarne se avessi seguito quella strada, mi sono curato in questi termini. Allora dico, perché non si prende? C'è ancora questo protocollo del Buon Speranza che tiene in piedi una questione davvero importante. Nel bellunese a Feltre è morta una ragazza di 39 anni, di 23 anni 2 giorni fa, proprio perché per 8 giorni l'hanno tenuta in osservazione e con una vigile attesa e tachipirina. Ma ci sono, e non lo dico io, ma lo dicono fior di scienziati, che ci sono delle alternative per curare anticipatamente all'insorgere del problema, che non è solo quella di essere vaccinati o non vaccinati. Certo, il vaccino aiuta a non entrare nelle terapie intensive, certo il vaccino aiuta per determinate questioni, ma non può essere l'unica panacea per un disastro. Quindi lei su questo tiene il punto e tiene la linea, ma dice: io esprimo le mie perplessità, ma non fatemi passare per Novax. Tra l'altro poi la questione di Feltre la stiamo appurando, stiamo capendo anche noi come si è sviluppata per dare l'informazione corretta. Allora facciamo così, ci sono diversi spunti anche da quello che ha detto Roccon e Susin, soprattutto per quanto riguarda il caro bollette, altro grande tema, altra grande emergenza per famiglie e imprese, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta con i nostri ospiti, abbiamo già toccato i temi della scuola, l'obbligo vaccinale per gli over 50, le posizioni sono ovviamente differenziate e corrispondono in qualche modo a quello che sta succedendo a livello nazionale, dove si sta consumando un vero e proprio scontro. Tra l'altro c'è da dire che gli stessi partiti politici al loro interno hanno posizioni differenziate, c'è l'asse dei governatori di regione, c'è l'opposizione, ci sono posizioni davvero diversificate. Detto questo, c'è un altro tema che pende come una spada di Damocle sulle teste di imprenditori e famiglie, quello del caro bolletta. Oggi è uscita una ricerca, uno studio della CGA di Mestre sui rincari delle tariffe elettriche e ne emerge uno scorcio davvero preoccupante, perché dice la CGA di Mestre: quest'anno le imprese venete pagheranno quasi 4 miliardi di euro in più, un dato elevatissimo. Tra l'altro, chiedo alla regia, dovremmo avere anche un contributo di Paolo Zabeo, che è direttore appunto dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Sentiamo Zabeo. Se nei prossimi giorni anche le imprese venete dovessero
fermare la produzione avrebbero minori perdite di bilancio che mantenendo accesi gli impianti. Va assolutamente scongiurata questa ipotesi, altrimenti rischiamo di compromettere la ripresa economica e di vedere aumentare considerevolmente il numero dei disoccupati. Nel giro di 3 anni, dice la CGIA in questo studio, il costo della bolletta della luce in capo alle nostre aziende è pressoché raddoppiato. Susina, lei che è imprenditore, questo ce lo può confermare? Sì, certo che ve lo confermo. Ho fatto anche, tra l'altro, uno studio legato anche alla CGIA di Mestre, che effettivamente dà dei numeri concreti e certi, tra l'altro. Il caro della bolletta del gas è aumentato del 42% e i dati non sono ancora completi, mentre quello dell'energia elettrica del 55%. Questo cosa vuol dire? Che ci saranno imprese lunedì probabilmente che non riapriranno più, perché proprio come diceva il direttore della CGIA di Mestre avranno miglior benefici a restare chiusi che aprire. Quindi oggi in questo momento qua lo Stato non sta facendo assolutamente niente, ha messo 8 miliardi a disposizione dei rincari delle bollette per le imprese, ma questi sono le briciole che non servono a niente. Si potrebbe fare molto di più secondo me. Io incontro anche tante imprese in Regione Veneto, proprio da responsabile appunto del Dipartimento, e credo che si possa andare a eliminare tutte le addizionali che abbiamo oggi nelle bollette che si pagano per le fonti rinnovabili, per la ricerca dell'elettrico, per lo smaltimento del nucleare che non abbiamo, poi tra l'altro gli incentivi alle rinnovabili che ci sono. Quindi questi sono piccoli spunti che si possono prendere subito e essere immediati. Per quanto riguarda l'abbassamento del gas, abbiamo la possibilità di estrarre nel Mediterraneo, non lo facciamo noi, lo fa la Jugoslavia, non capisco il perché e cosa succeda di diverso tra noi e la Jugoslavia, insomma, se noi andiamo ad accendere gli impianti che ci sono già per estrarre il gas. Quindi questo governo non sta facendo nulla di buono su questo campo, le imprese le sta distrattando, ma tutti noi anche, tra l'altro, ci stiamo focalizzando sul Green Pass e sul Covid, ma teniamo ben conto che qui non si muore di Covid, si muore di economia. Ruggin, lei è esponente di Più Europa. Proprio sul tema dell'energia, del caro bollette, in tanti stanno chiedendo un intervento da parte dell'Europa, un intervento strutturale, perché è chiaro che il problema riguarda tutti, vediamo anche quello che sta succedendo in questi giorni in Kazakistan, quindi veramente rischia di diventare questo il fronte caldo del 2022 a livello geopolitico. Cosa può fare, cosa deve fare l'Europa? Sicuramente l'Italia da sola non può uscire da una situazione simile. Sicuramente quello che è stato deciso dal governo Conte 1, quindi il blocco delle trivellazioni nell'Adriatico e in Basilicata, deve essere rivisto e ripartire subito con le trivellazioni in Adriatico e in Basilicata. Per quanto riguarda anche il tema del nucleare che spesso si affronta, ormai la Germania sta smantellando le ultime centrali nucleari, anche da domandarsi: conviene oggi una centrale nucleare? È vero che quelle di ultima generazione sono molto più sicure, sono molto più dal punto di vista ambientale, danno maggiori garanzie, ma costruire oggi una centrale nucleare vuol dire averla pronta più o meno tra 20 anni, ma nel frattempo che cosa facciamo? Cioè non è che il problema delle bollette è tra 20 anni, il problema è oggi. Quindi a livello europeo sicuramente bisogna rivedere i partner anche commerciali dai quali si va a estrarre fonti, pensiamo anche alle centrali che ci sono in Siberia, il gas russo, quello che sta accadendo. Adesso c'è un'indagine dell'Unione Europea per cercare di capire se
effettivamente, come sembrerebbe, Putin e la politica russa ha aumentato il gas a dismisura, perché noi comunque abbiamo gas che arriva dalla Russia per più del 40% di tutta l'Unione Europea, quindi magari anche cercare di fare accordi a livello europeo con altri partner, perché non è che noi possiamo essere, tra virgolette, sotto scacco di un presidente che sappiamo benissimo che per motivi geopolitici, quando è stato il momento, sia per il discorso dell'Ucraina sia per il discorso dei migranti con Lukashenko in Bielorussia, noi siamo sotto scacco per motivazioni economiche come ripercussione per quello che avviene dal punto di vista della politica internazionale. Quindi a livello europeo sicuramente il tema va affrontato, il tema del nucleare può stare sul tavolo, però anche non dimentichiamoci che chi chiede il nucleare, e noi non abbiamo, diciamo, di più Europa un tabù su questo tema, si può valutare, se ne può discutere, però non dimentichiamoci che gli italiani già 2 volte si sono espressi chiaramente attraverso un referendum dicendo no al nucleare. Quindi sì alle rinnovabili, sì a fare accordi con altre nazioni, penso alle repubbliche caucasiche o altri appunto partner internazionali. Valutiamo anche la questione nucleare, se può essere effettivamente utile, però il problema è oggi, non tra 20 anni. La Finlandia ha aperto una centrale nucleare qualche mese fa, dopo 20 anni la Finlandia sicuramente è più puntuale. Questo ovviamente è un tema, tra l'altro lei dice sblocchiamo il tema delle trivellazioni in Adriatico. La convince questo ragionamento Roccon? Ci sono 2 questioni da vedere, no? È sicuramente una cosa sotto gli occhi di tutti, che noi arriviamo sistematicamente in emergenza. Questa emergenza, non so se ricordate voi quando acquistavamo, siamo ancora tuttora dalla Francia, dalle centrali nucleari francesi, l'energia. Poi siamo andati in blackout per i passaggi, per le reti che erano insufficienti sui richiami circa 3-4 anni fa. Siamo alla stessa stregua, adesso si chiama gas ma in realtà si chiama ancora energia. Ricordo che abbiamo tralasciato importanti interventi con la Libia, no? Questo dovuto ovviamente alle questioni geopolitiche delle guerre che c'erano in corso, ma qualcuno le ha volute queste guerre, no? Ha voluto che ci si spostasse nell'approvvigionamento solo e esclusivamente dalla parte caucasica, dalla parte russa e da altre situazioni. Ricordo anche che l'Europa, visto che si parla di Europa, di Putin e della sua nazione ne ha bisogno, salvo poi imporgli delle sanzioni per altre questioni. Quindi c'è una politica che è undivoga anche sulle decisioni, non c'è poca chiarezza indubbiamente, ma su un tema importante come l'energia stiamo facendo troppo poco, stiamo andando troppo sull'elettrico, le stesse auto che andano fuori sull'elettrico, senza dirci che cosa avverrà fra 10 anni per queste auto elettriche, con grande inquinamento nella produzione dell'energia piuttosto che dello smaltimento delle batterie. Non si sta seguendo la strada dell'idrogeno. Perché? Probabilmente dietro questi trasporti di gas naturale, dietro lo stoccaggio, dietro altre questioni ci stanno interessi talmente elevati che lasciano e accantonano per il momento la questione delle energie alternative. Sulle rinnovabili sono stati fatti grandi passi in avanti, spezzo una lancia a favore dell'idroelettrico, che è l'unica energia pulita che abbiamo sul territorio nazionale e copre all'incirca del 10-12% dell'energia. È troppo poco ancora per arrivare a quel 30% che l'Europa ci chiede, 33% entro il 2050. Tra l'altro lei è bellunese e conosce quindi benissimo quanto poi l'idroelettrico sia un patrimonio importante per la montagna, un patrimonio che poi viene condiviso con la pianura. Certo. L'altro risvolto è quello per le famiglie, Moro, quindi abbiamo parlato di queste imprese, di questi 4 miliardi di euro che potrebbero sborsare in più per il 2022 le imprese venete, una cifra astronomica, ma messa insieme anche quella che riguarda le famiglie potrebbe diventare una cifra astronomica, con conseguenze chiaramente nella vita anche sociale, nella vita dei territori. Da questo punto di vista i comuni, secondo lei, possono fare qualcosa? I comuni che per esempio nella pandemia hanno aiutato e non poco le imprese con diversi bandi e quant'altro.
Allora, sì, i comuni chiaramente possono fare la loro parte, è evidente che però non possono risolvere il problema alla lunga. Rispetto a quello che possono fare i comuni, io ricordo sempre una delle misure che riscuote ormai da diversi anni molto successo, per esempio nel nostro comune, che è l'incentivo che diamo per l'acquisto delle nuove caldaie. E è un incentivo che da un punto di vista del bilancio comunale ha il suo peso, ma ha dei risvolti importanti nel territorio, perché abbiamo visto che rendendolo sistemico per diversi anni consecutivi il risultato è assolutamente buono. È anche importante che poi i comuni, soprattutto quando non sono anche di grandi dimensione, si mettano a sistema sotto questo punto di vista, entrando in dei circuiti, quali per esempio è il nostro comune, di progetti come il PAES per negli anni investire, quindi utilizzare la propria parte di investimento sugli edifici pubblici, per esempio, rendendo al massimo l'efficientamento energetico. È chiaro però che questi sono degli interventi che sono sicuramente utili, fanno la loro parte, però poi ho sentito parlare anche gli altri ospiti rispetto a quelle che sono le relazioni anche geopolitiche che questo paese ha. Allora ritorniamo sempre io credo ad il problema di fondo, che anche l'organizzazione istituzionale che questo paese si è dato negli ultimi anni e il caos politico che ha, perché è evidente che un paese che non riesce comunque ad esprimere un governo continuativo che anche possa fare in tranquillità i suoi 5 anni di mandato, che in qualche modo esprima con una voce univoca un indirizzo politico anche in termini di risorse energetiche, è chiaramente un paese che va zoppo quando si tratta di contrattare a livello internazionale la parte commerciale e la parte energetica. Credo anche che un po' un errore che si sta facendo anche da un punto di vista di istituzioni locali è quello di ritenere per esempio anche i fondi dedicati del PNRR dei fondi che in qualche modo devono andare a finanziare tutti i piccoli progetti che ci sono all'interno del paese, quando io credo invece che i fondi che arrivano di derivazione europea devono servire proprio a quegli interventi che il livello locale piuttosto che il livello nazionale non riesce a portare avanti, anche in termini proprio. Esatto, anche una questione di programmazione, sicuramente di programmazione, di relazioni geopolitiche si dovrà occupare necessariamente il futuro Presidente della Repubblica. E qui veniamo appunto all'ultimo giro di opinioni. Il 24 di gennaio sono stati convocati i grandi elettori e qui tutte le ipotesi sono sul tavolo. Susin, Fratelli d'Italia è all'opposizione, ma Giorgia Meloni ha tutta l'intenzione di giocarsela e pare anche il centrodestra. Le chiedo quanto è unito il centrodestra, perché chiaramente il nome sul tavolo è quello di Berlusconi. Alla fine sarà lui il candidato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ovviamente. Ma allora il centrodestra è sempre unito, non c'è dubbio su questo, l'idea è di andare avanti assieme. Certo è che per quanto riguarda il capo dello Stato, quello che noi pensiamo è che sia un patriota, che vuol dire una persona che ama l'Italia, che tende ad avere interessi così, di buon senso anche nei confronti degli italiani e che sia in grado di rappresentarlo al meglio. Che dire, Berlusconi per l'amor di Dio è una figura che ha dato tanto a questo paese. Il nome che gira mi sembra che ormai si sia già spostato, insomma, ma sia più indirizzato su quello di Draghi. Un po' tutti stanno tirando fuori il nome di Draghi. Noi diciamo va bene anche Draghi, l'importante è che
fatto l'elezione del capo dello Stato, si vada poi a votare per dare un governo politico all'Italia che possa fare veramente gli interessi dell'Italia e degli italiani. E Ruggin, quindi tutti su Draghi? Allora, su Draghi diciamo sarebbe fare contenta Lega e Fratelli d'Italia, che in verità raccontano che vogliono Berlusconi, poi in verità Berlusconi rischia seriamente di fare la fine di Prodi e di essere impallinato, come abbiamo visto nel 2013. Non credo che il centrodestra abbia i numeri per avere un suo capo dello Stato, perché neanche Berlusconi, insomma, gli mancherebbero questi 40-50 voti. Ci vuole una figura super partis in questo momento, che sicuramente una donna, ma non in quanto donna, perché anche questa diciamo racconto che dobbiamo eleggere la donna a tutti i costi, anche no, però sicuramente siccome la Repubblica Italiana penso sia matura nel 2022 per avere anche un capo dello Stato donna, ci sono figure femminili di altissimo rilievo come Marta Cartabia, che secondo me potrebbe avere l'apprezzamento e anche il coinvolgimento di voti di tantissimi partiti politici, sia di centrodestra che di centrosinistra. Dire che ci vuole un capo dello Stato patriota, anche questa cosa mi perdoni ma mi fa veramente sorridere, perché è come se Mattarella, Ciampi, Pertini avessero odiato l'Italia, avessero fatto contro, perché i patrioti amano gli italiani, quelli che non sono patrioti, ma chi è che non è patriota? E quale capo dello Stato non è patriota? Quindi sicuramente una figura super partes che possa unire questo paese, che in questo momento sicuramente ha delle importanti fratture. E Moro, l'ipotesi di una donna al Quirinale, lei che è amministratrice giovanissima di Roncade, del territorio, come la vede? Nel senso, tanti stanno dicendo adesso è il momento di una donna al Quirinale, tra l'altro lo stanno dicendo per lo più degli uomini, quindi vorrei capire quanto c'è da fidarsi. Zero. No, allora io credo, diciamo riprendendo quello che è appena stato detto prima, ritengo che portare il dibattito sul fatto che ora è il momento che il capo dello Stato sia una donna sia terribilmente equivoco, perché ancora una volta è come se il fatto di, tra virgolette, chiamarsi sponsor di una donna al Quirinale in qualche modo aggiusti un po' tutto, e sembra quasi che perché una donna possa arrivare al Quirinale deve avere in qualche modo questo specie di bonus che gli viene attribuito. Quindi ecco, io capisco che può avere una portata simbolica, questo non lo nego, però onestamente in questo momento trovo che il dibattito si concentra in maniera sbagliata sul fatto che sia donna o non sia donna. Io ritengo onestamente che lo scenario più interessante che ho letto in realtà in un articolo che mi hanno condiviso ieri è quello di una possibile, diciamo, candidatura di Draghi a capo dello Stato. Perché onestamente io ritengo che manca un anno alle elezioni, qualora non si andasse alle elezioni diciamo anticipate, e penso che ci sia tutto lo spazio per tra virgolette affrontare un governo transitorio, che lo sarà comunque transitorio, perché tenete ben presente che una maggioranza così composita non so come faccia ad affrontare il prossimo anno con una campagna politica da parte di tutti i soggetti che devono in qualche modo massimizzarne il risultato. E questo, Moro, ce lo chiediamo un po' tutti in realtà. Esatto, il tema... quindi la chiudo così: Draghi al Quirinale, un altro capo, un altro premier, che a questo punto potrebbe essere anche Cartabia, visto che già comunque fa parte del governo, e con una nuova maggioranza Salvini in opposizione, così vada ad erodere i consensi che si è presa Meloni in questo ultimo anno. La sua è un'analisi tagliente. Moro, Roccon, finisco con lei. A questo punto cosa c'è da augurarsi per questo paese? Chiudo con lei, che insomma è indipendentista, cioè nel senso, però mi interessa molto la sua opinione da questo punto di vista. Ma qui intanto si sta facendo melina, si gioca a scacchi con tutti i nominativi che ci sono sulla scacchiera, diciamo, no? Io guarda, da venetista direi, visto che le percentuali di consenso ci sono, visto che
che tra i presidenti delle giunte regionali è il più amato, io lancerei Zaia come Presidente della Repubblica, visto che è amato da tutti, perché non candidarlo alla Presidenza della Repubblica? Sarebbe un primo veneto che arriva in quell'operazione. E viceversa, se dovessimo scegliere una donna, sceglierei la Casellati, in quanto ovviamente soggetto di secondo livello nelle istituzioni italiane, ma sicuramente una veneta che saprebbe forse anche dare riscontro e alternativa a questo Veneto che, guardate, anche solo nel PNR oppure nei fondi destinati alla rigenerazione urbana, subisce più di altre regioni questa imposizione che arriva da Roma, che ha tutta una scacchiera diverso rispetto alle realtà che stanno fuori. Quindi Roccon, lei mi dà un titolo, 2 punti, Roccon 2 punti, Zaia Presidente della Repubblica, o la Casellati, comunque Presidenti della Repubblica a chilometro zero, potremmo definirli così. Bene, io vi ringrazio, grazie a Forse Franco. Scusa Cristian. Prego. Scusa, aggiungo, toglieremo quel numeretto forse sopra di autonomia, 1539 giorni dal referendum, forse ce l'avremo come un Presidente della Repubblica Veneta. Grazie a Franco Roccon, Civiltà Bellunese, Liga Repubblica Veneta. Grazie a Vivian Moro, assessore comunale di Roncade all'istruzione. Grazie Moro. Grazie ad Alberto Ruggin e buon rientro a scuola Ruggin di Più Europa. Grazie ovviamente a Luigi Susin, buon lavoro anche a lei, e grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Siamo alle battute conclusive. Vi ricordo il dato del contagio in Veneto, un nuovo dato record, da qui ripartiamo, siamo oltre i 20.000 nuovi casi nelle 24 ore, con un nuovo appello del Presidente Zaia al CTS perché sciolga il nodo delle scuole, altrimenti, dice Zaia, sarà un calvario. Questa l'espressione utilizzata, quindi nelle prossime ore ne sentiremo e ne vedremo delle belle. Noi ritorniamo in diretta alle 18:30, ringrazio dalla regia Andrea Basso e Renato Capoia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio.